l'attenzione da parte delle forze dell'ordine è sempre molto alta ed è particolarmente elevata nella difesa di tutte le nostre istituzioni, per cui non mi aspetto che possano ulteriormente incrementarsi le misure perché sono già al massimo livello. Il presidente della comunità ebraica triestina, Alessandro Saronicchio, tutto sommato è sereno, anche se le disposizioni di sicurezza attorno alla sinagoga e ad altri luoghi della presenza ebraica in città in questi giorni sono state rafforzate, non soltanto in virtù dell'escalation del conflitto fra Israele ed Hezbollah, con le truppe di Tel Aviv entrate in Libano via terra, ma anche in vista dell'appuntamento di domenica 6 ottobre, quando in sinagoga sarà ricordato il primo anniversario degli attacchi del 7 ottobre. A distanza di un anno dal 7 di ottobre è stato un crescendo anche di preoccupazione per tutti quanti noi. Stiamo parlando di il primo che vede la nostra generazione in questi termini dopo la Shoah. Saronicchio torna su un dato che con il trascorrere dei mesi forse è passato in secondo piano, ma che pesa nella vita quotidiana della comunità. Molti di noi hanno parenti, amici che in questo momento stanno combattendo o sono sotto le bombe. Da ultimo però il Presidente ribadisce un altro dato per Israele più che fondamentale. Finalmente si sta realizzando che un'organizzazione come Hezbollah dichiarata terroristica rappresentava un pericolo per una parte della popolazione molto ampia, non sto parlando solamente della prima fascia al nord di Israele, che doveva essere debellata. Si parte anche questa mattina, partiamo con un ospite importante. Abbiamo collegato da Roma il dottor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio Censis, Istituto Italiano di Ricerca Socio-Economica. Grazie veramente dottor Toma di essere qui questa mattina, perché le notizie che arrivano non sono di sicuro tranquillanti, anzi tutt'altro. Ecco, come dal suo osservatorio importante, cosa sta vedendo? Perché con queste guerre ne stanno pagando le conseguenze anche le aziende anche importanti. Noi lavoravamo molto con questi paesi che sono in guerra. Prego, dottor Toma. Sì, è proprio così, è una situazione molto critica e che ha un impatto diretto proprio anche sulle aziende. Noi siamo un grande paese esportatore, siamo un paese che è presente in tanti mercati e soprattutto ha un presidio molto forte proprio in quelle aree, nel Nord Africa, nel Medio Oriente, eccetera. Quindi il contraccolpo secondo me lo dovremmo già considerare per i prossimi mesi, perché l'escalation che c'è stata nelle ultime ore certo non favorisce la possibilità di avere degli scambi e delle relazioni internazionali e commerciali normali. Ecco, siamo in veramente una situazione di crisi conclamata. Dottor Toma, però la storia avrebbe dovuto insegnare che sì, queste guerre arricchiscono anche pochi, ma ai danni di molti, che sono le popolazioni che muoiono, e quando muore la popolazione muoiono anche quello che sono il futuro di questi giovani, perché il mondo è nelle mani dei giovani, avremo sempre meno giovani, tanti morti, un po' anche con queste guerre a macchia di leopardo. Questo inciderà anche nel futuro, quella che sarà l'occupazione anche giovanile, anche questo scambio veramente di visioni anche molto alte, molto grandi. Prego. Allora, due cose secondo me abbiamo potuto notare in questi conflitti, negli ultimi conflitti, soprattutto questo in Medio Oriente, è lo scollamento che in qualche modo si riesce a percepire da entrambe le parti fra il livello governativo e il livello della popolazione. C'è questa distanza che ancora non ha portato a una maturazione diversa e anche a un indirizzo diverso. Primo, lo dico sia da parte israeliana che da parte, diciamo, di Hamas, eccetera. Cioè, diciamo che le elite di governo guidano sostanzialmente in entrambe le parti, anche a scapito della popolazione. Secondo aspetto, come diceva lei, le guerre creano che cosa? Creano soprattutto flussi in uscita, gente che fugge dai territori di guerra, e questo ha già creato delle aree di criticità molto importanti dal punto di vista demografico, dal punto di vista della salute, dal punto di vista della sicurezza delle persone. Abbiamo un'estensione di campi profughi
profughi, se dovessimo contare le superfici dei campi profughi che si sono moltiplicate negli ultimi anni fra la Siria, il Libano, la Cisgiordania, eccetera, avremo quasi una nazione di un certo livello che in qualche modo potrebbe avere un peso politico non indifferente. E questo è quello che succede e che succederà, perché comunque man mano che cresce il livello della guerra, del conflitto, le popolazioni sono costrette a fuggire, quindi quello che ci si può aspettare è che sicuramente aumenteranno i flussi in uscita da quelle aree e naturalmente questo aggrava ancora di più la condizione, la possibilità, l'opportunità di poter crescere una volta ristabilita la pace all'interno di questi paesi, perché molti giovani sono stati costretti a combattere e molti giovani sono stati costretti a fuggire, quindi si perde quella base anche, come dire, di iniziativa, no? di slancio che c'è all'interno di una popolazione, soprattutto quando c'è una popolazione giovane molto, molto importante, e lo vediamo anche noi che invece al contrario siamo dei paesi piuttosto invecchiati da un certo punto di vista e che abbiamo bisogno invece di giovani che siano in grado di prendere in mano un po' la situazione del paese. Allora, io ho avuto ospite il professor Giampiero Dalla Zuanna, che ha parlato molto chiaramente, è un professore di demografia. Già ora le migrazioni non sono sufficienti a colmare il gap. Perché servono i flussi migratori? Le migrazioni sono un cerotto alla crisi demografica. Ascoltate bene a casa, ascoltate. Da sole non riusciranno ad azzerare l'impatto economico e sociale che porta con sé la denatalità, ma sicuramente i flussi dall'estero, ora come ora, rappresentano una toppa alla crisi. Il gap tra le persone che escono dal mercato del lavoro e quelle che vi si affacciano è già negativo, di circa 20.000 unità. Il saldo delle migrazioni però l'anno scorso ha segnato un più 13.000. Una cifra insufficiente da sola a colmare del tutto il divario, ma che comunque ha reso la situazione meno negativa di quanto non si possa prospettare, riducendo il buco a 7.000 unità, un deficit che continuerà ad aumentare. Come commenta le dichiarazioni del professor Giampiero Dalla Zuanna, dottor Toma? Le condivido pienamente, nel senso che comunque diciamo che storicamente quando ci sono delle situazioni dal punto di vista economico critiche, quindi se ci sono delle aree che sono in sofferenza dal punto di vista economico, automaticamente questo, anche dal punto di vista sociale, automaticamente questo genera dei flussi in uscita da quelle aree. Dall'altra c'è naturalmente il problema di dove si vanno a collocare queste popolazioni, ma è anche evidente che un'area di grande accoglienza che è stata fino adesso l'Europa presenta un problema non indifferente, che è quello che citavo anche prima e che diceva anche il professore nelle sue note, cioè quello della denatalità da un lato e dell'invecchiamento della popolazione, nel senso che ci sono poche, una parte di popolazione giovane che è sempre più ridotta e una parte di popolazione più anziana che è sempre più ampia e che esce quest'ultima naturalmente dal mercato del lavoro, quindi al di là degli equilibri previdenziali su cui ci si può ragionare, ma insomma è proprio una questione di sopravvivenza, quindi c'è questo gap, sopravvivenza dico proprio dal punto di vista della sostenibilità di un paese che ha pochi giovani e tanti anziani, è evidente, diciamo, può saltare agli occhi in maniera molto, molto chiara, quindi c'è questo vuoto in sostanza da riempire e naturalmente con meccanismi di controllo anche degli ingressi, però se guardiamo in maniera globale e anche storica, è evidente che comunque là dove ci sono degli squilibri prima o poi si cerca un nuovo equilibrio, e questo in questo periodo nella nostra epoca è un equilibrio a livello globale, quindi avremo sempre più queste masse di popolazione che si sposteranno dalle situazioni di crisi, da paesi dove c'è una situazione di crisi a paesi in cui invece c'è una maggiore stabilità.
Dottor Toma, quello che lei vede è un governo preparato a questo, è un governo che sta ascoltando, c'è una popolazione italiana culturalmente preparata ad accogliere, ecco, abbiamo bisogno di crescere di più anche noi culturalmente, specialmente in certe aree. Come vede lei la situazione, dottor Toma? Beh, una domanda molto, molto importante questa. Allora, orientativamente negli ultimi decreti flussi, quelli che sono, diciamo, dal punto di vista tecnico, quello che in qualche modo alimentano un po' l'entrata delle persone da altri paesi, si sono un po' allargate. Quello che noi vediamo, ragionando con le aziende, riflettendo anche sui bisogni della popolazione, è che questi flussi sono insufficienti a colmare una domanda di lavoro che viene dalle imprese, soprattutto le imprese del nord, soprattutto nella parte industriale, eccetera, e che quindi in teoria dovrebbero essere ancora più ampi da un certo punto di vista. Dall'altra, un altro fenomeno molto importante che è collegato all'invecchiamento della popolazione è la mancanza, diciamo così, la possibilità di disporre di personale che in qualche modo supporta le famiglie nella cura delle persone all'interno della famiglia oppure in altri posti o anche naturalmente nelle strutture ospedaliere e cose di questo genere. Quindi c'è questo doppio gap da colmare, cioè una domanda di lavoro crescente che non trova dal punto di vista quantitativo una risposta adeguata attraverso i meccanismi, diciamo, normativi classici, e una domanda da parte delle famiglie che non riesce ad essere soddisfatta proprio perché non è prevista una possibilità di far entrare persone con questi meccanismi, o sono molto pochi, insomma, ecco, sono molto insufficienti da un certo punto di vista. Quindi poi l'altra questione che le poneva era la capacità del Paese, delle varie aree del Paese, di accogliere o meno persone che vengono da altri Paesi. Fino adesso l'Italia in sostanza ha risposto anche abbastanza positivamente a queste cose, al di là di fattori, diciamo, anche abbastanza circoscritti. In generale, insomma, non abbiamo situazioni molto difficili da gestire come in altri paesi europei e che abbiamo visto, anche perché in altri paesi europei, per esempio, c'è un problema delle periferie, no? Se pensiamo a Parigi, se pensiamo a Bruxelles, cioè queste grandi capitali dove molta parte dell'immigrazione si è concentrata in queste aree. Noi per fortuna non abbiamo queste aree metropolitane così estese. È vero che comunque c'è una differenza molto forte dal punto di vista del reddito, dal punto di vista della condizione anche sociale di chi è già arrivato, un immigrato che si è comunque localizzato in Italia, ha comunque, vedendo un po' gli indicatori, delle opportunità di lavoro, di crescita, di reddito, di trovare una casa e cose di questo genere inferiori rispetto, diciamo, alla media nazionale. Quindi c'è in nuce questo problema che deve essere gestito. E il grande problema che ha l'Europa in generale, da un certo punto di vista, perché come dicevo prima, l'Europa è un po' il punto d'attrazione dei flussi esterni, e un po' ne ha bisogno di questi flussi, ma deve come dire, avere una capacità di accoglienza che sia in grado, diciamo, di dare una vita dignitosa anche alle persone che vengono da fuori, oltre al lavoro e oltre a tutta una serie di cose. È uno scambio in sostanza che bisogna capire che, come diceva Della Zuanna, mi sembra agli occhi di chi osserva in maniera generale queste cose sia inevitabile, perché se no l'alternativa è che si incancreniscano un po' le relazioni, che aumenti la paura dell'altro, che aumenti la paura dello straniero, e in quel caso possiamo dire che oltre ai conflitti che vediamo in giro per il mondo, il rischio è che ci siano conflitti anche all'interno dei singoli paesi. Molto chiaro, grazie dottor Toma. Allora abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Ciao. Innanzitutto oggi c'è la festa dei nonni.
cari nipoti, se vuole farvi un regalo ai nonni, comportate bene, sia educati per la strada, volete bene alla povera gente, questo è il regalo più grande che potete farvi i nonni. Parlavi della guerra, mi sono nato con la guerra, non era niente, perché non avevo niente, assolutamente, mi sono veneziano, va bene. E so cosa cos'è la guerra, i guerrafondai, i capitalisti, girano i soldi, io non va soldai, so fiori non va soldai, i suoi parenti non va, ma solo che la povera gente, è di un guaio che io saremo, è assurdo contarci la storia della guerra, è sempre stata così e sempre sarà. Il flusso di turismo di gente che entra in Italia adesso non si fermerà mai. Ha il fatto che da dove che arriva una fame epocale, una roba tremenda, e se va avanti sul sto caldo che non c'è più acqua c'è ancora peso, e la gente che ha fame scampa via, perché chi che toglie decisioni, c'è gente che si senta in carena, ha 20.000 euro al mese, va bene, e non sa cosa voglia dire, né lavorare e né mangiare. Adesso c'è un tipo di politica che non ascolta nessuno, che fa tutto loro. Ma chi sei che fa tutto loro? Chi lavora più di tutti lavora il 30%, è Lega che non nuove, Forza Italia è stesso, ma i ministri con il 9% dei voti, ma cosa c'è sta roba? È vergognoso, dove la gente non va a votare perché la povera gente sta male, bisogna che aiuti i poveretti, la gente che ha bisogno. È un buon governo, fa stare bene chi che ha bisogno e non se ne ha nessuno. Va bene, abbiamo avuto un bel boom dai 60 agli 80, tutti lavoravano e la gente andava un mese in ferie, si comprava a casa con sacrifici, con quello che ti vuoi. Adesso con i stipendi chi ha? Non mangia neanche, prova andare a dare cosa che costa la roba, e il pan 5 euro al chilo. Ed è una vergogna che un governo passa a pagare il pan a 5 euro al chilo, che se 10.000 franchi della volta. Ma dovremmo da vergognarsi solo a far critiche. Bisogna costruire e non fa fiori. E chi è che fa fiori con 1.200 euro al mese, 800 di affitto e quello che c'è in giro? Non se poi, ma no, ti faceva case, fino a casa, e Jessica, ti faceva le case per la povera gente e gli dava a riscatto in 25 anni. Sta gente qua, in 25 anni, si è trovato dopo padroni di casa, con franchetto, e adesso i nomi gli può aiutare benissimo i fiori che ha bisogno. Ed è tutto un canto che si muove la cuore. Comunque, Mirella, ti saluto il tuo ospite, e mi pare che sia una brava persona perché ha parlato molto bene. Allora, grazie Rinaldo, grazie di aver ricordato che oggi è la giornata dei nonni. Un abbraccio a tutta questa grande famiglia che ci supporta tutte le mattine, fatta anche di diversamente giovani, perché sa, dottor Thomas, sono curiosi, vogliono essere intrigati, vogliono capire, ecco, loro hanno piacere di avere questi ospiti come lei, e perché anche loro hanno diritto di comprendere come gira nel territorio, votano, pagano le tasse, anzi dico sempre che siamo diventati così grandi a merito di queste persone che hanno lavorato tanto, senza mezzi, i mezzi che abbiamo noi adesso veramente ci fanno sorridere e pensare, invece piangere quando pensavamo a come lavoravano queste persone anche non pagate. Però io vorrei tornare a quello che ha dichiarato anche il professor Giampiero Dalla Zuanna, che era impegnato questa mattina, non poteva venire, ma lo avremo ospite prossimamente. Ascoltate, tra 10 anni i calcoli ci dicono che se non si riuscirà a invertire la tendenza, questo deficit arriverà a raddoppiare, per poi raggiungere cifre elevatissime. Lo Stato concretamente avrà a disposizione sempre meno entrate derivate dai contributi di chi lavora per poter sostenere il costo delle pensioni di una platea in crescita costante. Come commenta, dottor Thomas? Sono parole che fanno riflettere.
Sì, e questo è il grande punto interrogativo che abbiamo davanti come Paese, con questo squilibrio demografico che, come si diceva prima, per come sta andando, per come è andato, sta generando una serie di impatti che nel lungo periodo, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, può produrre, io metto anche potrebbe produrre tutti questi esiti che il professor Della Zuanna ha elencato. Stanno lì davanti, no? Noi come Censis abbiamo ragionato molto spesso su quello che poi anche il signor Rinaldo diceva in maniera molto chiara, no? Cioè il fatto che negli anni 60, che sono gli anni in cui sono nato io, ma erano gli anni del grande boom, no? Del grande boom sia demografico che dal punto di vista anche economico, no? Della grande crescita. E perché? Ma davanti ai miei genitori c'era comunque una prospettiva di crescita, di migliorare la propria posizione, di comprarsi una casa, come diceva il signor Rinaldo, e fare una famiglia, avere anche la possibilità di una crescita professionale, perché poi questo è quello che ha determinato un po' l'Italia che noi abbiamo in qualche modo, che ci è stata restituita alla mia generazione e alle generazioni successive. Cioè un'Italia che aveva consolidato la capacità di crescere, di fare anche in condizioni non facili, diciamo così. Ricordiamoci che gli anni 70 da un lato sono stati anni molto duri per certi aspetti dal punto di vista politico, dal punto di vista dei cosiddetti anni di piombo, quindi grandi conflitti all'interno, ma contemporaneamente per esempio sono stati gli anni in cui l'Italia ha creato 500.000 imprese in pochi anni, per dire. 500.000 imprese non sono poche. Molti hanno lasciato la posizione di operaio, sono diventati imprenditori. Il Nord-Est è la rappresentazione di questo grande successo, di questa grande iniziativa, no? Però erano anni diversi. Man mano poi nel tempo abbiamo visto che questa costruzione della crescita, che ha creato un ceto medio molto, molto esteso e anche insomma con un livello di benessere che ha raggiunto quello degli altri paesi, a un certo punto qualcosa ha cominciato a non funzionare. Questo l'abbiamo visto dagli anni 90 in poi, con la crescita del debito pubblico che in qualche modo ci condiziona, non ci fa costruire quelle case, no? Quindi anche l'edilizia sociale a favore delle persone che hanno più bisogno, o comunque tutta una serie di leve che in qualche modo tendono a compensare condizioni di fragilità, di debolezza, no? Ecco, avendo quel problema, il problema del debito pubblico che è principale, la cosa principale, e dovendo confrontarci con una popolazione più anziana che avrà sempre più bisogno di cure e una popolazione giovane che invece non riuscirà a colmare, no, a creare tutta quella ricchezza, perché l'altra cosa che diceva giustamente il signor Rinaldo era proprio questa, cioè ma con quali stipendi si possono affrontare 800 euro di affitto e il costo del chilo del pane che è arrivato a 5 euro? Cioè oggettivamente siamo in una situazione che sembrerebbe non sostenibile. Poi ci sono tutta una serie di, non so, la rete familiare che in qualche modo riesce a compensare, ci sono tutta una serie di fattori. Il volontariato che interviene, ci sono parecchi successi, cioè anche il terzo settore in generale che in qualche modo riesce a compensare queste cose, però oggettivamente sembrano, come si dice, dei pannicelli caldi, no? Nel senso che comunque non sono risolutivi. Ecco, questo è quello che sta mancando nella visione, a mio avviso, di un governo che dovrebbe avere una visione di lungo periodo, perché dato che questi sono problemi di lungo periodo, hanno bisogno di soluzioni di lungo periodo e non di, diciamo, decreti e dispositivi normativi che rimangono nella carta ma che non producono niente poi alla fine. Perfetto. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, innanzitutto voglio fare a tutti i nonni d'Italia tantissimi auguri. Bravo. Ecco. E poi voglio dire al dottor Toma che sta mettendo sul piatto veramente dei temi scottanti. Allora io, dottor Toma, le dico che sono arrivato a 56 anni,
ok? E naturalmente mi trovo, dopo aver passato tantissime situazioni che Mirella conosce bene, ho trovato lavoro quindi nel 2021, però voglio dire che il mio lavoro, dottor Toma, visto che io lavoro nelle pulizie, sono a contratto part-time, e quindi che cosa significa? Contratto part-time, stipendio non è tanto alto, voglio dire, a seconda delle ore che io faccio. E anche se io volessi costruirmi una famiglia, sono arrivato a un punto che purtroppo ormai gli anni volano, passano, e vabbè, comunque questa è la situazione. Io credo che anche qua adesso ho sentito che l'economia sta andando a rotoli, specialmente abbiamo il punto di riferimento Stellantis, che adesso qua a novembre, proprio notizia di stamattina, non so se lei, dottor Toma, è al corrente, lasciano a casa a novembre gli operai. Adesso io non lo so come andrà a finire quella situazione lì. Io spero che le cose per il lavoro comincino a cambiare. Anche i sindacati non sono più dalla parte degli operai, da quello che mi risulta. Una volta aiutavano gli operai, specialmente con quelle famiglie che erano in difficoltà, e adesso non lo so, punto di domanda. Ecco, comunque questa è la situazione, è molto cambiata dagli anni 70 e avanti, dottor Toma. Ecco, io spero che ci sia un buon futuro per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda gli altri nelle mie stesse condizioni. Ecco, io con questo vi saluto Mirella e attendo le risposte dal dottor Toma. Grazie Maurizio, grazie anche per aver ricordato i nonni, dobbiamo sempre ricordarli, specialmente non in questa giornata ma tutti i giorni, io direi. Prego dottor Toma. Grazie, sì, ringrazio Maurizio per aver puntualizzato proprio degli aspetti che sono un po', diciamo, dovrebbero essere all'ordine del giorno, cioè il fatto comunque che abbiamo un'occupazione che negli ultimi anni è cresciuta molto. Dopo il Covid abbiamo avuto un forte rimbalzo dell'occupazione e siamo riusciti ad arrivare a livelli di occupazione, in questo momento siamo sopra i 24 milioni, non ci eravamo mai arrivati a questo livello, quindi sembrerebbe che da un punto di vista dell'occupazione le cose siano positive, si è allargata la base produttiva, la base occupazionale, sono entrati anche molti giovani. In questo momento nell'occupazione ci sono 3 milioni di persone fra i 15 e i 29 anni che sono occupati. Anche questo è un dato che non... Quindi sembrerebbero tutti segnali positivi, scende la disoccupazione generale, scende la disoccupazione giovanile, aumenta la partecipazione al lavoro da parte delle donne e anche la partecipazione in generale al lavoro. Quindi sono segnali positivi, ma qui questo che vediamo è una visione puramente quantitativa. Parliamo di 24 milioni, parliamo di 3 milioni, ok, ma se entriamo nell'aspetto qualitativo del lavoro che in qualche modo si è creato in questi anni, ecco che entriamo in una situazione abbastanza complicata, perché da un lato, e forse l'esperienza del signor Maurizio è evidente, da un lato si sono allargati quei settori e quindi hanno creato occupazione quei settori a basso, qui diciamo chi studia economia lo definisce in questo modo, a basso valore aggiunto, o comunque dove praticamente il livello, diciamo, di ricchezza è piuttosto contenuto, no? Non si riesce a creare più di tanto. E perché? Perché ci sono salari bassi, perché ci sono condizioni di lavoro molto spesso precarie, perché il signor Maurizio ha un part-time e non raggiungerà neanche le 30 ore, suppongo, alla settimana. E quindi questo normalmente condiziona la sua capacità di reddito. E quindi di conseguenza è sulla qualità del lavoro che si è creato in questi anni che bisognerebbe ragionare. E quindi da questo punto di vista stiamo un po' raccogliendo un po' anche l'eredità di un passato anche abbastanza recente, cioè gli anni 10 sono stati anni in cui si è fatto poco investimento, si è fatta poca innovazione, si sono creati pochi posti di lavoro che potevano spingere nei settori a più alto valore aggiunto, quindi a maggior capacità di produzione di ricchezza.
rispetto ad altri paesi che invece questo l'hanno fatto, sono riusciti a farlo. Perché hanno avuto una visione più illuminata, dottor Toma, non c'è niente da fare, perché c'erano tutti i presupposti perché anche noi arrivassimo a questo. Allora, dottor Toma, però intanto le presento il dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile centro incontinenza e stomie ULSS-2 Marca Trevigiana, che ci ha raggiunto, che è qui con noi in presenza, e poi vi parlerà di questo convegno, come vi avevo promesso, che è stato fatto, importantissimo. Ascolterete bene e vedrete anche dei video importanti. Però la mia domanda è anche questa, dottor Toma. Lei è responsabile area economica, lavoro e territorio del Censi, socio-economica. Allora, i fondi del PNRR erano stati all'inizio dati soprattutto al terzo settore. Il programma era di aumentare un terzo settore che parliamo a 360 gradi, ma che all'interno ha molto del sociale, del socio. Noi abbiamo visto invece che questi fondi sono stati dirottati tantissimi, non nel socio, ma nel cemento, nelle strutture. Mentre il nostro paese, come ha spiegato bene lei, oltre alla denatalità, ha un problema di diversamente giovani, con grandi patologie, con medie patologie, c'è carenza di strutture degli RSA, però non si è ascoltato molto bene. Allora, dottor Toma, lei che è responsabile area economica, lavoro e territorio del Censis, Istituto Italiano di Ricerca Socio-Economica, come ha percepito, come vede questa deviazione che hanno preso questi fondi in grande parte del PNRR? Molti dicono perché non sono stati portati veramente dei progetti importanti del PNR, che è un'altra cosa, ma a me non risulta che sia così. Mi risulta che la strada che qualcuno ha voluto intraprendere era un'altra e non concentrarsi sul socio, che era molto importante. Però prima che mi risponda abbiamo Valeri da Cessalto, Gianfranco Valeri. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo al dottor Thomas, che praticamente ha detto che mancanza di risorse e tutto. Però guardi dottore, che io sono un pensionato e quando si sono inventate le 110 ho telefonato subito alla Mirella. Questa è una bufala, drogherà il mercato, metteranno a posto le case dei ricchi e i poveri e le case popolari saranno serviti. Se volevano fare una cosa bella, perché non hanno fatto il 110 per le case popolari, per le scuole, per gli edifici pubblici, per mettere la norma a questo? E non sarebbe invece ha visto, tanti hanno portato quasi i soldi senza fare i lavori e hanno messo, cioè io le posso dire testimonianze che qui praticamente il papà ha messo a posto la casa, il figlio ha comprato la casa con il mutuo a 20 anni, il papà gliel'hanno fatta nuova. Bisogna vedere dove si spendono i soldi. Dottor Thomas, lei ha detto che è nato negli anni 60, io sono nato molto prima. Quando uno andava a fare il politico aveva un percorso che prima di arrivare a consigliere comunale, poi a consigliere provinciale, dovevano avere passato di quegli esami che non è che mandavano lì così la gente. Adesso non si sa mai, uno ha fatto il pieno dei voti, non si sa mai se parlava da comico o da politico, l'altro perché è più capace, si presenta meglio che tutto e hanno tutte le poesie a memoria e sa chi che praticamente hanno allontanato l'elettorato, perché se noi andiamo a vedere che la maggioranza in Italia è chi non va a votare, è il partito che stanno governando quel 15-20%. E vede, perché non si fanno un autoesame di tutto questo? Cioè, fare il politico, secondo me è una cosa seria. Quando hanno messo anche 2 mandati o 3 mandati, i mandati li metterei anche a vita. Se uno è bravo deve stare là e basta, e se è disonesto lo mandano a casa. Questa è la vera democrazia, non il numero 1 anno, 2 anni, 3 anni. Uno quando per ora facciamo comandare i dirigenti, facciamo comandare i grandi funzionari. Volevo solo la sua risposta. Il debito pubblico è perché non sono più in grado di gestire, capito, come si gestisce una famiglia, secondo me. Buongiorno e
grazie. Grazie Gianfranco Valeri. Allora, prima di andare in pubblicità e anche rispondere a Gianfranco Valeri col dottor Toma, sentiamo anche il dottor Giulio Agnello Santoro, visto che si occupa di socio-sanitario, invece lui da un'altra parte. Ma cosa vede? Ecco, com'è la situazione dal suo importante osservatorio, dottor Santoro? Intanto buongiorno ai telespettatori, grazie Mirella per l'invito, saluto il dottor Toma. Dal punto di vista nostro, anche noi in ospedale, quindi nelle strutture pubbliche, in questo momento abbiamo una necessità di avere più personale. C'è chiaramente una difficoltà ad avere, perché sia il personale parasanitario, infermieristico, che sia quello medico, attualmente non c'è così tanto personale che possa addirittura accedere ai concorsi. Talvolta i concorsi vanno con un numero di persone che si presentano inferiore ai posti messi a disposizione. Quindi abbiamo grosse difficoltà anche noi. È chiaro che poi dopo come riusciamo a venirne fuori? Cercando di migliorare l'organizzazione, il sistema organizzativo, sicché poi questo ci permette in qualche maniera anche di controbilanciare il fatto che una carenza di personale ci sia. Naturalmente poi dopo il discorso delle liste di attesa e dei ritardi anche di esecuzione di determinati tipi di esame riflette proprio questa sofferenza che noi stiamo vivendo. Molto chiaro. Allora, prima di far rispondere anche al dottor Toma, abbiamo salutato anche il dottor Agnello Santoro, andiamo in pubblicità. Siamo col dottor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio Censis, Istituto Italiano di Ricerca Socio-Economica. Abbiamo in presenza il dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza e Stomius 2 Marca Trevigiana. Allora, sentiamo come risponde il dottor Toma sia a quello che ho detto, ma a quello che ha detto anche Gianfranco Valeri e anche il dottor Santoro. Prego, dottor Toma. Sì, allora, PNRR. Cominciamo da questo, che ricordiamocelo, va bene ricordare che il PNRR è stato concepito una volta usciti dalla fase di crisi fortissima che è stata determinata dal Covid e soprattutto doveva essere centrato nella logica anche soprattutto anzi a compensare quelle criticità che erano emerse sul sistema sanitario. Quindi ricordiamoci che uno degli obiettivi fondamentali era proprio questo, no? L'altro naturalmente era quello di creare le condizioni per fare investimenti e per orientare, diciamo, un nuovo periodo di crescita rispetto a quello che era successo prima del Covid, no? Ricordiamoci, noi siamo stati 10-12 anni praticamente in stagnazione. Stagnazione significa che abbiamo livelli di investimenti molto bassi e che quindi il reddito e il prodotto interno lordo alla fine non si muove più di tanto, no? La famosa crescita a 0, ecco, questa l'abbiamo sperimentata per diversi anni prima del Covid. L'Unione Europea dopo il Covid, durante il Covid, ha creato questo piano generale, questo programma enorme a livello europeo, la prima volta veramente dopo gli anni del piano Marshall dalla ricostruzione, con una disponibilità di risorse mai viste prima. Per l'Italia più di 200 miliardi di euro. Era stato concepito in un certo modo, era stato anche, come dire, orientato a compensare quel disagio sociale che una malattia, una pandemia aveva creato e quella situazione in cui naturalmente il sistema sanitario nazionale, ricordiamoci, uno dei migliori, poi fra l'altro a livello internazionale ci si confronta con altri paesi, ha comunque per forza di cose presentato tutta una serie di carenze, ma oggettivamente di fronte alla dimensione della crisi pandemica. Però il PNRR a questo doveva servire. Il problema che noi stiamo vedendo, al di là degli aggiustamenti che sono stati fatti, che sono stati anche di non poco conto e che hanno forse, come diceva lei Mirella, spostato l'attenzione dal sociale alle infrastrutture per tanti versi.
perché è lì che cioè, il problema del PNRR è che noi dovremmo spendere tutti questi soldi entro il 2026 o al massimo rendicontare tutto quanto entro il 2028, che praticamente dopodomani siamo lì. Più di 200 miliardi, se poi ci mettiamo anche il piano nazionale di coesione, eccetera, eccetera, sono tante risorse che si scontrano da utilizzare, che si scontrano un grande problema che abbiamo in Italia, e che è quello dell'efficienza della pubblica amministrazione. Questo è un grande problema al quale il PNRR, tra l'altro, aveva anche destinato un certo numero di risorse, un piano di riforma molto importante, che è stato avviato, ma i cui risultati finora non si sono visti. E quindi ci troviamo di fronte a questa cosa, cioè da una parte una grande disponibilità di risorse come non avevamo da tanto tempo, dall'altra una incapacità di spendere queste risorse nel modo migliore possibile. E poi naturalmente interviene dal punto di vista politico la gerarchia degli obiettivi, verso cosa riusciamo a risolvere i problemi. Questo è un po' il problema di questi giorni, di questi mesi, dove possiamo certamente dire abbiamo ricevuto la terza, quarta rata del PNRR, eccetera, eccetera, però se poi andiamo a vedere come sono stati spesi questi soldi, fino adesso non lo sappiamo. Ecco, effettivamente non c'è ancora un monitoraggio qualitativo della spesa, e questo mette anche un po' in gioco il valore e la qualità della pubblica amministrazione in Italia, che oggettivamente non è certo confrontabile con quella di altri paesi. Sulla parte del personale medico, come veniva accennato, lì siamo di fronte a una situazione di offerta praticamente di professioni, infermieri, medici, eccetera, eccetera, che nonostante la grande capacità di gestione della pandemia, con tutte le difficoltà che sono state affrontate, è un personale che in questo momento si trova di fronte a un bivio, cioè se oggettivamente andare a lavorare nel pubblico o andare a lavorare nel privato. Quello che stiamo vedendo è proprio questo svuotamento delle strutture pubbliche, che nel lungo periodo sarà un grande problema. Quindi bisogna in qualche modo trovare le condizioni per rendere ancora attrattiva questa professione all'interno delle strutture pubbliche, perché se non si garantisce un sistema sanitario pubblico, quegli indicatori di povertà, non solo di reddito ma anche di accesso ai servizi che avevamo prima accennato, diventeranno sempre più critici. Quindi è una povertà per impossibilità di accedere a un sistema sanitario, quindi persone che non si cureranno, persone che non avranno possibilità di spendere per la propria salute, e questo è un problema di grandissima portata. Eppure questi medici ce la stanno mettendo tutta. Noi abbiamo delle ULSS che veramente, l'ULSS 2, ma non solo, anche l'ULSS 2, anche con dei direttori generali molto importanti, che cercano di valorizzare quello che c'è all'interno, che sono i vari dirigenti, i primari, i responsabili. Allora andiamo a vedere questo primo video del dottor Agnello Santoro, proprio che riguarda le stomie, perché dobbiamo imparare molto e capire che forse dobbiamo concentrarci di più anche nel conoscere quella che è la realtà anche del nostro corpo, del nostro organismo, che come dice Santoro e l'associazione che rappresenta è un'opera d'arte. Andiamo a vedere il primo video.
Allora, abbiamo visto la prima parte di questo importante video che adesso spiegherà il dottor Agnello Santoro. Prego, dottor Santoro. Poi sentiamo anche il commento del dottor Toma. Sì, allora io mi riallaccio a quello che si stava dicendo in precedenza riguardo al pubblico, al privato, all'offerta, alla domanda, all'efficienza. Tutto verissimo, tutto verissimo. Lì dove c'è domanda è chiaro che l'offerta deve essere attrattiva. E l'offerta deve essere attrattiva, se noi parliamo in campo medico, deve dimostrarsi efficiente e deve dimostrarsi all'avanguardia. E uno dei punti di forza di quello che noi abbiamo portato avanti come progetto in ambito istituzionale, cioè in ambito di ospedale pubblico, USL 2 della Marca Trevigiana, è proprio cercare di creare un modello organizzativo che fosse attrattivo, efficiente e adeguato a quelle che fossero le necessità e i bisogni del cittadino e del paziente. E come avete visto abbiamo investito molto sulle innovazioni tecnologiche, perché non si può essere efficienti ed adeguati se non si va verso l'innovazione tecnologica e si rimane fermi a delle strutture e a dei macchinari che non sono più all'avanguardia. Questo è magari una delle cose in cui il privato investe, perché il privato, avendo anche fondi, avendo anche disponibilità economica, avendo un'organizzazione completamente diversa da quella che è il pubblico, investe in tecnologia. Allora, investendo in tecnologia fa la differenza. Adesso si parla tanto di robot e il robot è un qualcosa che in chirurgia adesso sta prendendo piede. Moltissimi ospedali privati hanno il robot, ma non così gli ospedali pubblici. E allora quando c'è una richiesta, quando c'è una domanda e la domanda viene dicendo io voglio operarmi ma voglio operarmi con il robot, vanno a trovarlo lì dove c'è l'offerta. E allora se ritorniamo al discorso dove vanno a finire questi soldi del PNRR, dove andiamo i progetti, ecco, bisogna seguire questi progetti qui, cioè bisogna far sì che gli ospedali pubblici siano ospedali all'avanguardia. Allora è vero che, e questo ce lo riconosce tutto il mondo, il nostro sistema sanitario è uno dei migliori del mondo, ma non sono così, e non è così poi dopo l'infrastruttura degli ospedali. Cioè non risponde a quello che invece l'ottimo servizio del sistema sanitario con quello che poi dopo è la reale situazione dei nostri ospedali. Però, dottor Santoro, i numeri che abbiamo visto in questa prima parte del video sono numeri che parlano da soli. Queste sono le realtà. Chi avrebbe immaginato mai che ci fossero questi numeri? Se lei non ce li fa vedere, io vorrei sapere a casa quanti spiegano invece che numeri avete voi. Prego. Sì, ora parliamo dell'incontinenza. Il centro che io dirigo è un centro di terzo livello che prende in carico i pazienti con incontinenza e i pazienti con l'estomia. Più in generale tutti i pazienti con disturbi e disordini del cosiddetto pavimento pelvico. Che non sono solo diversamente giovani, chiariamo anche questo. Assolutamente, assolutamente. Questo problema dell'incontinenza interessa tutte le fasce di età, anche le età pediatriche, perché ci sono bambini anche appena nati che possono avere malformazioni a livello urogenitale o anorettale, o che presentano per vari motivi problemi di incontinenza. E poi via via il problema dell'incontinenza, perché è così frequente? Perché è legato, specialmente chiaramente è frequente nelle donne, al meccanismo del parto. E quindi durante il parto sono molte le persone, molte le donne che possono avere delle lacerazioni che poi via via si sviluppano nel tempo. E la frequenza e l'incidenza di questo tipo di problematica è proprio spiegato da questo tipo di meccanismo fisiopatologico alla base. Così frequente che poi dopo viene un po' anche non considerato dagli stessi medici di medicina generale e dagli stessi pazienti, che lo credono quasi un qualcosa di inevitabile. Ce l'ho, cosa faccio? Indosso un pannolino e risolvo il problema. Non è così. Non è così. Quello che noi abbiamo fatto, e abbiamo tantissimo investito in questo, in risorse, in innovazione tecnologica, in materiale umano, infermieristico, e parasanitario e medico, abbiamo cercato proprio di dire c'è una risposta medica
e talvolta anche chirurgica all'incontinenza. Non dobbiamo rassegnarci al pandolino. Abbiamo Livio da Padova e poi andiamo dal dottor Toma per commentare. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, torniamo alla sanità. Io mi chiedo, molti medici ospedalieri lavorano in ospedale, in più hanno uno studio privato. Io mi auguro che questi medici paghino le tasse in proporzione anche al guadagno che realizzano, prima cosa. Seconda cosa, non vorrei che, siccome non si parla mai dei diritti del malato, soprattutto degli anziani, eccetera, non vorrei che il doppio lavoro che hanno influisse anche sulle prestazioni non ottimali verso il malato. Questo mi chiedo, perché il malato già sopporta le liste di attesa, i tempi, eccetera, e che non abbia anche un servizio scadente, perché la sua salute è molto importante. Grazie e saluto di nuovo i tuoi ospiti. Grazie Livio. Prima di rispondere a Livio, allora andiamo dal dottor Toma e commentiamo il servizio, quello che ha detto il dottor Agnello Santoro e anche il nostro Livio da Padova. Prego, dottor Toma. Sì, allora, innanzitutto complimenti per il video perché era molto efficace proprio nella rappresentazione di un servizio complesso dedicato a un tema molto importante, il problema sociale, come veniva descritto, trasversale a tutte le età, eccetera. Però il dottor Santoro ha posto, diciamo, l'attenzione soprattutto su due temi: l'organizzazione da un lato e l'uso delle tecnologie dall'altro. Allora, l'organizzazione, cioè avere un'organizzazione che funziona significa ottimizzare le risorse che si hanno a disposizione, siano esse risorse tipo il personale, siano esse le risorse finanziarie messe a disposizione. Quindi una buona organizzazione sicuramente riesce a evitare sprechi e tutta una serie di tempi morti anche nei processi, nelle procedure che sono alla base poi dei servizi che vengono erogati al cittadino e che hanno a che fare con la salute. Dall'altra parte la tecnologia. La tecnologia può sostituire diciamo, le persone anche le professioni, e in questo modo naturalmente si va incontro anche a quest'altro problema, cioè quello di avere una carenza di personale. Quindi però per le tecnologie naturalmente, come sappiamo, come diceva giustamente il dottor Santoro, c'è bisogno di investimenti, e un investimento non è una cosa che ha una valenza di breve periodo, deve essere qualcosa che in qualche modo deve essere fatta per il lungo periodo, e quindi ha una dimensione finanziaria di un certo livello. Quello che è stato fatto nella USL, che è stato il servizio che è stato descritto, è un po', diciamo, potrebbe essere preso come modello, diciamo così, no? Perché c'è questa integrazione forte dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista delle professioni, alle alte professioni che sono dedicate a questo problema della salute, e che naturalmente può essere, come dire, esportato, replicato, messo a disposizione per altre situazioni. Quindi questo è molto prezioso, il contenuto di un video di questo genere, e il lavoro che il dottor Santoro sta facendo. Quello che viene fuori è quello che stava dicendo anche l'ascoltatore che ha telefonato, e noi dobbiamo avere la capacità di mettere insieme due cose fondamentalmente, cioè quello di contrastare gli effetti di una popolazione che è invecchiata e che è anche un po' risultato, diciamo, dei successi sulla salute che abbiamo avuto negli scorsi decenni, no? Cioè, se la gente campa di più, arriva a 90, 100 anni, come stiamo vedendo in questi giorni, è perché c'è stato un miglioramento delle condizioni generali, diciamo, però contemporaneamente stiamo assistendo a un fenomeno di questo genere, cioè da un lato c'è una parte delle persone, come diceva Mirella, diversamente giovani, che sono in grado, anche per proprie risorse, a portare avanti una vita con un invecchiamento attivo e che
mantenga in salute la propria persona per molti anni. Altre persone che queste risorse non le hanno e andranno incontro a un allungamento della vita sì, ma una qualità della vita invece tendenzialmente decrescente. E questo è il grande problema che stiamo affrontando e che abbiamo davanti agli occhi. Forse diciamo un approccio come quello che è stato descritto dal dottor Santoro potrebbe essere messo a disposizione proprio di questo problema, cioè il fatto di avere una vita lunga ma una qualità della vita che tendenzialmente potrebbe essere per alcune categorie della popolazione veramente, non dico, potrebbe anche essere un inferno, ecco, da questo punto di vista. Vede, dottor Toma, quando lei ha detto di questi 200 miliardi, ecco, il mio pensiero è andato anche a queste persone che proprio perché non si investe sulla persona, sulla qualità della vita della persona, abbiamo dei centenari meravigliosi che grazie alla scienza, alla ricerca e alla tecnologia, ecco, vivono in situazioni meravigliose, ma ne abbiamo altri che forse se li abbiamo dimenticati, ecco, che non vivono questa situazione, e questi fondi dovrebbero essere stati destinati a questo, al miglioramento della vita, non solo come struttura ma anche come servizio alla persona. Ci spieghino dove vanno tutti questi soldi, perché come ha detto lei la trasparenza non esiste, non sappiamo, arrivano le rate ma dove sono stati spesi. Allora andiamo a vedere, prima di lasciare il dottor Toma, perché mi fa piacere aver fatto conoscere il dottor Toma anche il dottor Santoro, e quello che si fa, che si realizza proprio con queste persone che hanno la passione del proprio lavoro. Andiamo a vedere la seconda parte.
Allora, il dottor Santoro sta per commuoversi e ricevere anche i complimenti dal dottor Toma, responsabile area economica del Censis. Non è da tutti i giorni, però questo lavoro va anche premiato, e glielo dico proprio perché, ecco, è una passione veramente, con una squadra formidabile. Dottor Santoro, questo va dato atto, inutile, perché quel che è di Cesare, da qua non si scappa. Questo è il video che lei ha presentato quel giorno. Ecco, rivedendo questi numeri, questo video, questa squadra, cosa vuole dire? Poi sentiamo anche il dottor Toma. Sì, no, vorrei fare una riflessione su un aspetto importante. Non siamo stati ad aspettare i nostri pazienti in ospedale. Tu parlavi prima di disinformazione, la gente non sa, la gente non conosce, e diciamo anche prima, talvolta si crede che anche questo tipo di patologia sia un qualcosa di inevitabile, dovuta magari all'età, e che non ci sia niente da fare. Noi siamo andati incontro ai nostri pazienti, incontro alla popolazione. Nelle piazze. Siamo andati nelle piazze con quel camper, ogni mese andavamo in un comune diverso. Abbiamo fatto tante serate, anche qui ogni mese, in vari comuni, abbiamo fatto le marce, le camminate insieme. Grazie ai mezzi di comunicazione, e tu in questo sei stata davvero un aiuto formidabile ed impareggiabile, siamo andati in trasmissioni, anche sulle riviste, sui giornali. Abbiamo cercato di raggiungere il massimo numero di persone possibili. Questi numeri sono frutto di questo impegno che noi abbiamo profuso. E quindi il fatto della disinformazione, che è vera, perché si vedeva nel primo video, le persone incontinenti vivono questo come una colpa, come un disagio, stanno chiusi in casa, hanno vergogna, e noi siamo andati invece incontro a queste persone qui. Si può fare buona sanità, si può fare ottima sanità, anche e soprattutto, io vorrei aggiungere, nel pubblico. Dottor Toma, come commenta e come ci saluta? Innanzitutto rinnovo i complimenti al dottor Santoro e all'organizzazione, a tutte le persone che hanno messo su questo, che, come si diceva anche nel video, rappresenta un modello in cui naturalmente ci sono, come ho detto, questa capacità di mettere insieme un'organizzazione efficiente, una tecnologia avanzata e delle professionalità di alto livello. All'interno di questo, diciamo, di questo triangolo fondamentale, o intorno a questo triangolo fondamentale, mi è parso di capire che c'è anche una partecipazione da parte delle istituzioni non indifferente, e questo è quello che poi è dall'altra parte anche una rete di associazioni che supportano questo modello, e che quindi può rappresentare effettivamente una buona pratica da estendere anche in altri contesti. Questo soprattutto su una cosa, cioè ritorniamo un po' anche al PNRR. Una delle grandi delusioni, se possiamo dire, che abbiamo vissuto in questi mesi del PNRR, forse è data proprio dalla normativa sulla non autosufficienza, no? Dove si erano create moltissime attese e che invece, insomma, da quello che si è visto finora è un po' una montagna che ha partorito un topolino, quindi una capacità di intervento su popolazioni molto, molto circoscritte, quindi non con quel grande respiro, quella grande visione che si era creata all'interno al momento in cui si era deciso di destinare risorse importanti alla non autosufficienza. Ecco, questo invece mi sembra una risposta locale, ma comunque con una capacità di avere una rilevanza anche a livello nazionale, quindi rinnovo di nuovo i miei complimenti e spero che questa esperienza possa essere comunicata e resa evidente anche oltre i confini del Veneto, in sostanza. Vede, dottor Toma, il problema è che molti politici forse dovrebbero capire cosa vuol dire approccio multidisciplinare. Forse se capissero questo, forse raggiungeremo certi livelli anche politicamente per dare risposta a molte persone che le stanno aspettando e non possono aspettare per tanto tempo. Grazie veramente, grazie al dottor Andrea Toma, responsabile area economica, lavoro e territorio Censis, Istituto Italiano di Ricerca Socio-Economica. Grazie dottor Toma e buon lavoro, mentre il dottor Santoro rimane con noi. Grazie. Pubblicità. Grazie dottor Santoro, buona giornata. Grazie.
Quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto è stato possibile solo perché l'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ci ha dato questa possibilità di realizzare questo nostro sogno, che era aprire questo centro di terzo livello e portare avanti questa rete regionale. Come ha ricordato il presidente Bescacin, siamo stati i primi in Italia, ma siamo stati i primi in Italia perché non noi, ma l'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è stata la prima in Italia a credere in questo progetto, ad appoggiarci e a portarlo avanti. Allora, dottor Santoro, tanto lavoro, tanta passione, ma alla fine i risultati si sono ottenuti. Sala gremita, piena di gente, prego. Sì, grazie Mirella. Questo convegno era proprio un convegno a 5 anni dall'apertura del centro. Il centro è stato aperto il 5 agosto del 2019, il convegno l'abbiamo fatto il 27 settembre del 2024, quindi sono passati 5 anni. 5 anni anche con gravi difficoltà, perché abbiamo attraversato anche noi la pandemia e questo ci ha davvero provato in questo sistema di organizzazione che avevamo messo su, però nonostante la pandemia noi siamo andati avanti lo stesso. Siamo andati avanti trovando delle soluzioni alternative, abbiamo incrementato molto la telemedicina, il teleconsulto, abbiamo fatto sì che gli infermieri dell'ospedale potessero fare assistenza sul territorio. Si parla di home care, assistenza presso le RSA, presso gli ospedali di comunità, dove sono andati a fare il personale dell'ULSS 2 formazione per quel personale infermieristico, perché anche loro potessero avere delle competenze e delle capacità di gestione, ad esempio, dei pazienti con stomia, con il famoso sacchetto. E quindi in questi anni però siamo, con tutte le campagne che abbiamo fatto, con i rapporti di collaborazione con le associazioni dei pazienti e comunque con il grosso aiuto delle istituzioni, perché non c'è stato un comune che non ci abbia ricevuto, che non ci abbia aperto le porte delle sale comunali, che ci abbia permesso di andare lì a fare le campagne di sensibilizzazione, le serate per la cittadinanza. Vediamo anche le foto del convegno, qua vediamo il dottor Formentini, direttore sanitario dell'ULSS 2, prego. Che ci ha quindi poi permesso di avere questi numeri. Viaggiamo adesso intorno alle 8.000, 10.000 prestazioni annue che si svolgono presso il centro di Treviso. E questo ha comportato quindi una presa in carico di tanti pazienti con sofferenze, con ridotta qualità di vita, ridandogli speranza, ridandogli nuova luce, ridandogli nuove prospettive. E le testimonianze più belle, quelle che io molte volte ricevo dai pazienti, che quando vengono dice: qui presso il centro noi ci sentiamo a casa, come in famiglia, ci sentiamo accolti, ci sentiamo persone che ci ascoltano. Persone che ci ascoltano, persone che ci hanno ridato una nuova vita e una nuova qualità di vita. Ecco, queste sono per me le soddisfazioni più grandi. E soprattutto lei ha detto una cosa importante, queste foto sono vere, sono foto reali. Prego, dottor Santoro. Sì, mentre scorreva la pubblicità e così commentavamo, quello che appunto mi tocca sempre, insomma, è che, dicevo appunto alla Mirella, guarda che Mirella, quelli non sono fotomontaggi, quelle sono tutte foto reali, foto che noi abbiamo con tanta dedizione, con tanta passione realizzato, andando a portare questo nostro progetto e a far conoscere questo nostro progetto. Salutiamo anche Elena Mezzalira, sindaco di Rosà, primo mandato, Lega. Grazie sindaco di essere con noi, so che anche lei, poi lei proviene dal mondo del volontariato, sa cosa vuol dire dare risposte alle persone, stare in mezzo alla gente. Ecco, questi medici con questi camper che si spostano per dare risposte alle persone che magari hanno paura, ecco la paura che ancora regna sovrana, ma perché non si conosce, non si sa. Prego sindaco o sindaca, chiediamo che dopo non sbaglio. Preferisco sindaco. Perfetto, allora sindaco Mezzalira come commenta? Buongiorno e grazie. Grazie per l'invito. Sì, i cittadini chiedono dei servizi che siano vicini a loro, molto spesso le strutture e la burocrazia dovrebbero favorire l'organizzazione ma si allontanano dai cittadini che invece hanno bisogno di un aiuto concreto e anche di un semplice accesso a questo aiuto.
Ma secondo lei e voi che siete i primi che dovreste dare risposte, primo perché siete responsabili della salute dei cittadini, secondo perché siete voi in prima linea, perché il cittadino dove va? Non sicuro in provincia che non si sa ancora bene che fine e cosa fanno, regione men che meno, a Roma non ne parliamo, perciò siete voi, però avete una coperta cortissima, però grazie anche al mondo del volontariato che lei conosce bene e a questa visione molto illuminata di questi ospedali, di questi medici che cercano di capire che forse è ora di uscire con i camper, di trovare le persone, fare convegni. Ecco, io dico a casa, avete visto che la Mirella c'era? Perché bisogna informarsi, bisogna partecipare. Io non posso trovarmi impreparata con gli ospiti, io devo capire, perché poi le telecamere arrivano in tutte le case, le persone ascoltano e forse si ha anche meno paura. Cosa dice, Sindaco? Sì, a volte nel nostro caso possiamo anche ringraziare non solo il volontariato, che comunque è sempre presente ed è fondamentale con il proprio apporto, a volte anche alcune aziende che supportano alcune iniziative di screening. Noi in questo caso, ottobre è il mese di prevenzione contro il tumore al seno, riusciamo a proporre in particolare venerdì un'iniziativa appunto sostenuta da alcune aziende del territorio che permettono di dare accesso ad alcune donne che non rientrano nelle campagne di screening regionale a importanti esami diagnostici quali la mammografia e l'ecografia. Quindi iniziative di questo tipo in cui i medici si avvicinano alla popolazione anche con serate informative che a volte svolgiamo in sala consigliare sono da cogliere e da apprezzare. Com'è la risposta dei cittadini quando fate questi convegni, che li fate partecipare? Rispondono, non rispondono? Perché così li scaldiamo, Sindaco? Dobbiamo smuoverli, dobbiamo farli diventare meno pigri, andiamo a prenderli anche a casa col mondo del volontariato magari per portarli. Prego, Sindaco. I cittadini hanno sempre molte domande da fare, in particolare con i medici ne approfittano, hanno molto rispetto, hanno molta anche ammirazione di queste professionalità e hanno sempre molte domande da fare perché sono curiosi di capire, questo sì. Allora, dottor Santoro, quello che mi ha molto colpito, che non avrei immaginato, è sentire con quanto trasporto e quante grazie ha ricevuto da questa ostetrica che rappresentava il dottor Busato, perché ha detto il dottor Santoro è stato fondamentale per noi per aiutarci a capire dove intervenire. Non lo sapevamo, abbiamo imparato molto grazie a lui. Lei capisce che io che ascoltavo dicevo, ma allora questa parola magica multidisciplinarietà vuol dire che dobbiamo conoscere di più, dobbiamo capire come funziona la squadra, perché la squadra è fatta da tante persone, da tanti primari. Prego. Sì, il termine magari un po' difficile, multidisciplinarietà, che cosa vuol dire? Molto, disciplinarietà, discipline, molte discipline, molti specialisti messi insieme. Ma messi insieme non senza senso, ma messi insieme secondo un percorso e secondo un programma. Cioè il lavorare di squadra, il lavorare di team, il lavorare insieme. Non contro, perché devo dire talvolta anche ci sono così rapporti di non collaborazione o di non comprensione anche tra gli specialisti stessi. Oppure, io parlo nella mia esperienza, prima che io aprissi il centro, molte di queste collaborazioni erano alzando il telefono, spiegando caso per caso e quindi diventava complicato, il percorso molte volte si inceppava. Adesso invece con il sistema di organizzazione del centro, abbiamo parlato tanto di questa parola organizzazione perché è davvero fondamentale, sono gli specialisti che vengono ed accedono nelle strutture, negli spazi fisici degli ambulatori del centro incontinenza e stomie. E avevamo anche messo e detto un'altra parola prima, quella della centralità del paziente. Noi mettiamo il paziente al centro del percorso di diagnosi e di cura. Sono gli specialisti che ruotano attorno al paziente. Non deve essere il paziente andare a rincorrere reparto per reparto, ospedale per ospedale, i vari specialisti. E voglio anche aggiungere una cosa, adesso il dottor Tomi è andato via, però noi abbiamo realizzato tutto questo ISO risorse, un'altra parola difficile. Che vuol dire ISO risorse? ISO stesso, uguale, risorse, con uguali risorse, cioè non abbiamo aumentato nessuna spesa sanitaria. Perché?
Perché abbiamo soltanto creato una diversa organizzazione, efficientando il modo di fare sanità e di prestare le cure e di prestare assistenza. Quindi gli specialisti con un orario e una organizzazione retta dalla coordinatrice infermieristica del centro vengono presso questi ambulatori a visitare i pazienti. Il paziente arriva nel centro e non si sposta più. Ed ecco perché diciamo prima la sento come casa, la sento come famiglia. E io credo che questo sia stato davvero il modello e il punto vincente in quello che abbiamo fatto. Allora, Sindaco, come commenta le parole del dottor Santoro, sempre più vicini alle persone, ma con risposte concrete? L'ammalato non è più da solo, è una famiglia che lo segue, fatta di tanti fratelli, di un padre e di una madre, perché ci sono che sono i capofila, che sono questi primari, questi responsabili, però c'è poi tutta un'equipe. Forse questo va più spiegato anche con incontri con le popolazioni, con le persone. Cosa dice, Sindaco? Visto, come dice lei, tante domande fanno, dobbiamo dare anche risposte. Sì, ha ragione. No, faccio i complimenti innanzitutto perché questa iniziativa viene realizzata a parità di risorse. Quindi quando in un momento in cui ci si lamenta che non ci sono risorse sufficienti per dare risposte ai cittadini, attraverso una nuova organizzazione, quindi anche un intervento di tipo innovativo nel proporre i servizi, si riesce appunto ad avvicinarsi alla popolazione e dare risposte concrete. La popolazione è una popolazione sempre più attenta, i nostri cittadini sono attenti, vogliono capire, vogliono imparare. Per questo i medici devono essere vicini a loro e pronti anche a spiegare quello che fanno. Quindi bisogna a volte uscire dalle strutture che diventano una barriera nei confronti dei cittadini, e i cittadini invece chiedono di avere un rapporto diretto, chiedono di poter, a fronte delle imposte che pagano, delle tasse che pagano, credono di avere dei servizi soprattutto per la loro salute. Quindi la sanità è una cosa fondamentale per loro, intoccabile. Allora, Sindaco, io ho fatto anche una proposta al direttore generale dell'US2, il dottor Benazzi, che salutiamo, anzi un grande e caloroso abbraccio al dottor Benazzi, di portare i ragazzi all'interno di queste strutture, dove ci sono queste sale convegno molto grandi, molto anche accoglienti, nel vero senso della parola, e preparate per i convegni, portare questi ragazzi a spiegare anche come si muove la sanità all'interno degli ospedali. Perché io penso che andare sempre nella scuola non riusciamo a intrigarli più di tanto. Ormai la vedono come una lezioncina, c'è chi segue, chi non segue, chi è interessato poco. Io ci sono stata, se riesce a catturare 3 o 4 ragazzi è già tanto. Poi basta guardare, perché io li osservo molto, Sindaco, basta guardare le occhiate che si danno e già capisci dov'è l'attenzione, tanto è vero che io non sono andata quando mi hanno invitato nella famosa cattedra, ma mi sono seduta in mezzo a loro, perché ho detto qua se no non ne veniamo fuori stamattina, ed è stato vincente perché li ho stimolati a parlare, se no non avrebbero neppure parlato. Però portarli a vedere, perché tu come entri in un ospedale qualsiasi, vedi già una realtà diversa che non vedi all'interno della scuola. Vedi la sofferenza, senti un profumo diverso, che è il profumo della paura, il profumo della speranza, e forse anche spiegando a questi ragazzi anche questi convegni importanti, ecco, obbligarli a partecipare. La scuola, un'educazione civica è fatta anche di questo. Invece tanti paletti, tanta burocrazia, lo spostamento, le assicurazioni, e noi stiamo perdendo questi ragazzi che magari potrebbero anche essere interessati. Io mi ricordo quel ragazzo che ha scoperto questa stella variabile, ha detto: se io non fossi mai andato all'osservatorio astronomico, io questa stella non l'avrei mai cercata,
e mai trovata. È stata l'attenzione, ecco, questo catturare la mia attenzione all'interno però dell'osservatorio astronomico, non a scuola, ha detto, no su Google. Ecco, forse avremmo fatto dei passi da gigante, ma siete voi sindaci che dovete muovervi in questo, perché quando vi muovete voi c'è il seguito che vi supporta, siete seguiti perché il sindaco è un sindaco o sbaglio? Cosa dice il sindaco Mezzalira? No, che è un buon suggerimento il suo, perché il fatto di utilizzare anche spazi come quelli delle sale convegni delle nostre aziende sanitarie può essere un modo proprio per avvicinarli ad un ambiente, per farlo conoscere, perché quando ci si avvicina, come quando ci sono le aziende che aprono i loro portoni e consentono di fare una visita aziendale, alla stessa maniera un'azienda sociosanitaria, nel momento in cui riesce a far vedere qual è la propria realtà, quali sono le proprie potenzialità, come lavora, potrebbe essere attrattivo nei confronti dei giovani che sono sempre più disaffezionati verso le professioni sanitarie, che è un grosso problema molto attuale, perché la difficoltà di reperire personale adesso è una cosa che siamo già in ritardo nell'affrontare e diventerà sempre più un problema nel dare servizi e dare risposte ai cittadini come loro ci chiedono. E purtroppo lo vedono sempre come un mondo lontano, un mondo che si tocca con mano quando si ha qualcuno in famiglia che soffre, che ha una malattia. Invece bisogna capire che è una realtà che lavora, che dà servizi, che dà risposte e che soprattutto fa anche prevenzione. In effetti è quello che io volevo far capire, è la prevenzione per questi ragazzi, perché è il loro futuro. Prevenire vuol dire stare bene in salute fisicamente. Tu devi sapere, chi è che va a pensare che l'astomia può essere anche a 2-3 anni o a 15 anni o a 18 anni. Ecco, forse intrigarli anche con dei video. Qualcuno dice, dottor Santorio, sono video troppo impattanti. Io ho sentito degli insegnanti, ho detto scusate, ma andate a vedere cosa guardano quando sono da soli, che video impattanti guardano. No, perché sta roba qua, sono troppo forti i video per certi ragazzi, ma sono forti, ma abbiamo anche gli addetti ai lavori che li spiegano. O sbaglio, dottor Santoro? Cosa dice? Verissimo, verissimo. Intanto volevo agganciarmi ad alcune riflessioni che aveva esposto il sindaco Mezzalira quando ha parlato di prevenzione. Cioè loro fanno prevenzione e le varie campagne che noi abbiamo fatto, le varie serate, siamo stati proprio invitati nell'ambito di campagne di prevenzione. E la prevenzione deve iniziare quindi dal territorio, perché in ospedale ci si arriva quando si è malati. E quindi noi cosa vogliamo? Che la malattia non si sviluppi. E perché una malattia non si sviluppi bisogna agire su quello che è la prevenzione primaria, cioè evitare quei fattori di rischio che possono portarti poi ad avere una condizione patologica. E la prevenzione si fa sul territorio. E quindi è fondamentale. La dottoressa, cioè il sindaco parlava di disaffezione verso l'ospedale, verso la sanità. Se mi permette, sindaco, c'è disaffezione tantissima verso la politica e verso quello che è ok. E allora magari la multidisciplinarietà potrebbe, e quello che noi abbiamo anche un po' fatto, essere vista un po' più larga, più trasversale. Cioè l'ospedale, la sanità che sia e che lavori insieme alla politica e insieme ai comuni, insieme ai sindaci. Questo io credo che sia tanto importante, quello che noi abbiamo cercato di fare e ci siamo in fondo riusciti, perché i numeri che abbiamo portato, i risultati che abbiamo ottenuto, i tanti successi che abbiamo riscontrato dai pazienti è stata proprio dovuta a queste istituzioni, a questi comuni, a tanti sindaci che ci hanno chiamato, che ci hanno aiutato a trasmettere questo messaggio di prevenzione e di informazione verso la popolazione, fare più squadra e allora vedere una politica più vicina al cittadino, una politica sensibile a quelli che sono i bisogni, le difficoltà, a quello che è il mondo sanitario, ma non a parole, ma nei fatti, nei gesti concreti. Credo che avvicinerebbe e avrebbe il duplice scopo di avvicinare i giovani da una parte anche al mondo sanitario e da una parte anche al mondo politico. Allora, sindaco, lei non ha visto il primo video perché non era collegata, penso, con noi che ha realizzato il dottor Santoro?
No, non sono riuscita allora adesso a vederlo. glielo faccio rivedere perché ci sono dei numeri veramente importanti che anche lei deve conoscere. Andiamo a vedere allora la prima parte del video del dottor Santoro. Allora, Sindaco Mezzanira ha visto che numeri, cosa era scritto, prego. Io mi ricollego anche a quanto è stato detto prima dicendo che ho la fortuna di lavorare bene con la nostra azienda sanitaria. Noi siamo nell'U7, quindi abbiamo come riferimento l'ospedale di Bassano del Grappa e devo dire che c'è sempre molta disponibilità anche nel coinvolgerli in incontri, in serate con la popolazione. Abbiamo a breve in programma anche un incontro con tutte le associazioni, le Proloco, per l'organizzazione delle come momento appunto aggregativo per definizione di alcuni eventi del calendario per il prossimo anno e andremo ad affrontare proprio il tema della preparazione dei cibi grazie al Dipartimento di Igiene e Prevenzione. Quindi devo dire che su questo le nostre aziende sanitarie sono comunque un'eccellenza e quando si chiede anche ai professionisti e ai medici di mettersi a disposizione della popolazione troviamo sempre molta disponibilità. Poi faccio i complimenti anche all'US2 perché sappiamo che è un'eccellenza del nostro territorio e quello che abbiamo visto lo dimostra ancora una volta perché sanno anche guardare avanti nel proporre alcune iniziative appunto che sono innovative nell'organizzazione che permettono di dare risposte a problemi che sono concreti, che hanno dei numeri importanti riferiti alla nostra popolazione. Quindi grazie. Allora, dottor Santoro, quello che veramente dobbiamo cercare di fare sempre di più è coinvolgere i giovani, non solo i meno giovani, che ho visto anche a quel convegno erano in tanti che partecipavano, anche con famiglie, perciò una bella cosa, con i figli, capisci che c'è questa attenzione se frequenti e vai a vedere quello che succede nei convegni, ma soprattutto intrigarli. Noi dobbiamo intrigare questi giovani. Cosa ne pensa, dottor Santoro?
Santoro, forse si avvicinerebbero anche un po' di più a quella che è la realtà che lei con tanta fatica, guardate che ha scritto 5 libri, lui non lo dice ma lo dico io, non uno, per arrivare anche a proporre certe cose. Prego. Sì, intanto l'idea che tu avevi lanciato è splendida, cioè quello di invitare i giovani a venire nei luoghi proprio per rendersi conto di come lavoriamo, di come operiamo. E questa idea io credo che in qualche maniera debba essere perseguita insieme, chiaramente, a quello che tu hai detto, con i sindaci, con i comuni, con le scuole, perché è tanto importante intrigare. Cioè, quello che io porto avanti con tanti sacrifici, ma specialmente con tanta passione. E quindi tante difficoltà, anche tanta fatica che facciamo, viene messa magari in seconda luce perché innanzitutto siamo entusiasti di quello che facciamo. E credo che questo entusiasmo e questa passione poi dopo la vedono anche i nostri pazienti. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di far vedere ai giovani, non con le parole, ma con i fatti, con quei famosi gesti concreti, come operiamo, come lavoriamo. E questo farà sì che poi dopo le nuove classi dirigenti, siano esse della politica, siano esse del sistema sanitario, di qualsiasi altra cosa, crescono già con questo seme che noi abbiamo messo dentro, che li intriga e che li spinge a magari ripetere, emulare e migliorare, perché avere sempre un obiettivo, avere sempre una visione, quello che si può sempre migliorare, e questo è importante. Vede, dottor Santoro, io sono anche convinta che io ho avuto la presidente Trolese, dove ha spiegato anche con questo bellissimo video che non ho, il corpo è un'opera d'arte, che forse se questi ragazzi li intrighiamo nel spiegare che il corpo è un'opera d'arte, forse avrebbero più rispetto del proprio corpo e del corpo degli altri. Ecco, è questo che io penso dobbiamo fare, intrigarli mettendoli a conoscenza del corpo, il corpo umano, il loro corpo. Cos'è il tuo corpo? Ecco, aspetta che te lo spiego. Forse li intrigheremo molto di più, perché loro puntano molto sul corpo, basta vedere i tatuaggi. Perché si fanno i tatuaggi nel corpo? Perché è là che tu vedi e magari non sanno magari quanto male possono anche fare. Io ho avuto una dottoressa veramente che ha detto bisogna capire di stare anche molto attenti, ragazzi, che non è così semplice a questo tatuaggio, come queste sostanze che si iniettano. Ecco, il rispetto del corpo umano. Cosa dice, dottor Santoro? Poi sentiamo anche mezza lira. Dico che è vero, assolutamente questo va secondo quello che i mezzi di comunicazione talvolta anche trasmettono. Quindi si va verso una mistificazione, e che è quello di investire in una bellezza di un corpo che sia perfetto, e questo porta anche tanti poi disagi in quei ragazzi che magari questo corpo così perfetto non lo hanno. Esatto. E li fa vivere male. Oppure questo modello di avere questa bellezza a tutti i costi, anche con questi tatuaggi che in qualche maniera dovrebbero creare una personalizzazione di cosa? Di farsi riconoscere perché è un tatuaggio su un braccio piuttosto che su una mano, piuttosto che da qualche altra parte del corpo. La campagna che l'associazione della Trolese, che è molto importante, con cui noi lavoriamo, e l'AISV, Associazione Incontinenti e Sommizzati del Veneto, ha portato avanti a livello nazionale con la FAIS, Federazione e Associazione di Incontinenti Italiana, è quella di dire che la persona con la borsetta, questa famosa borsetta, non è che è meno bella o ha meno dignità perché ha una borsetta. Io nella mia esperienza ho avuto pazienti che si sono rifiutati di farsi operare di tumore e che poi purtroppo sono mancati perché non volevano questa borsetta. E sono i pazienti, mi ricordo perfettamente le loro facce, i loro volti, e anche l'amarezza di non essere riusciti a comunicare questa cosa qui. E allora la campagna che è stata fatta con il Ministero anche con Pubblicità e Progresso
ha portato avanti questo, cioè prendiamo delle opere d'arte, la Venere del Botticelli, vediamo se il nostro regista riesce a trovare queste meravigliose, questi quadri, perché hanno proprio dei quadri della Venere del Botticelli proprio con la borsetta per far capire l'importanza. È meno bella la Venere del Botticelli perché c'ha questa borsettina? No, è comunque sempre un capolavoro. E io aggiungo, a me piace di più. Allora sentiamo come commenta il sindaco Mezzalira queste parole, ecco, questa associazione che sta cercando di girare non solo il Veneto ma l'Italia, vero dottor Santoro, per comunicare, ma comunicare le cose che devi sapere, di non aver paura. Ma come si fa a dire preferisco morire piuttosto di farmi operare? Perché è la paura che supera l'asticella. Ma perché non hai fatto prevenzione? Prima non è facile comunicare all'ultimo momento. Se invece tu da piccolo, da ragazzo, inizi a capire l'importanza della prevenzione, forse se un domani toccando ferro arrivi ad avere certi problemi, ecco, li gestisci in maniera diversa. Io voglio dire questo, sindaco Mezzalira. Sì, credo che quando si parli di prevenzione, in particolare con riferimento ai ragazzi più giovani, le due leve su cui puntare sono sicuramente la corretta alimentazione e lo sport in particolare che da molti giovani viene praticato, e quindi l'alimentazione e lo sport rientrano nelle buone abitudini, quindi nella quotidianità che ogni giovane poi può assumere come buona pratica, abituandosi sin da subito e per poi portarlo avanti anche in età adulta. E su questi temi credo anche siano molto sensibili e già si stia lavorando tanto. I giovani hanno bisogno di non comunicare con loro attraverso lezioni frontali, hanno bisogno di qualcosa che sia più dinamico, sicuramente sono abituati, hanno bisogno di stimoli che vengono dati in maniera diversa rispetto a quello che eravamo abituati noi. Noi ascoltavamo, imparavamo, mettevamo in pratica. Forse con loro c'è bisogno di ritornare un po' anche alla manualità che stanno perdendo, al fatto di poter vedere, quindi lo stimolo attraverso i sensi, non solo attraverso le lezioni frontali, appunto, che già la scuola comincia a dismettere come modalità perché appunto non sono efficaci con loro. Allora, visto che ha parlato di sport, andiamo a vedere questo sport a Rosà e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere il servizio. Oltre 400 famiglie hanno riempito di entusiasmo e passione Parco delle Rose per la festa dello sport a Rosà, l'appuntamento che coinvolge le numerose associazioni sportive rosatesi in una giornata dedicata ai bambini, ai giovani e ai genitori. Un'occasione per farsi conoscere e per far conoscere a grandi e piccini le varie discipline sportive. Centrale della settimana dello sport, una serie di eventi volti a promuovere lo sport, le nostre associazioni e le nostre strutture dove possiamo praticare sport a tutti i livelli. È grazie all'impegno di questi educatori che riusciamo a promuovere dei valori importanti che vedono crescere i nostri bambini, i nostri ragazzi, ma anche i nostri campioni, perché oggi premiamo tante eccellenze che stanno raggiungendo dei risultati importanti. E infatti la festa, come da tradizione, è stata anche l'occasione per rendere omaggio alle tante eccellenze sportive rosatesi, dalle medaglie dell'atletica ai campioni dell'hockey roller, a quelli di kart, moto e motocross, fino alla street dance, senza dimenticare i 30 anni del volley Rosà. Un premio speciale a Nicola Piotto per il progetto Carta Etica dello Sport, insieme agli alunni dell'ente di formazione Irigem, premiati sul palco e presenti, come sempre, anche con l'affollatissimo gazebo del Trucca Bimbi. Una giornata bellissima dal punto di vista meteorologico, ma soprattutto una giornata di aggregazione. Un ringraziamento va fatto a tutte le associazioni che hanno partecipato. Naturalmente Rosà è città europea dello sport, per cui continuiamo su questa strada. Sport vuol dire stare assieme, vuol dire salute, ma soprattutto vuol dire far crescere una cittadina come Rosà che ne ha veramente bisogno.
finalmente si è partiti con il piede giusto, direi, dottor Santoro, visto quanto importante sono queste manifestazioni anche sportive per il benessere del corpo. Poi sentiamo anche il commento del sindaco Mezzalira, prego. Io non posso che non fare i complimenti al sindaco per questa iniziativa. È davvero bella vedere tutti questi bambini, questi ragazzi che avevano partecipato in questa giornata sullo sport. Anche noi abbiamo capito l'importanza di di sport e salute, che devono viaggiare insieme. Allora, una delle prossime iniziative che stiamo concretizzando è quello di aprire in comune una palestra che sia per le persone che hanno avuto operazioni, interventi per questo tipo di patologie e che in ospedale non riescono a continuare gli esercizi di rieducazione, di attività fisica, di riabilitazione. Allora abbiamo detto: perché non andiamo ancora una volta noi verso la popolazione dei cittadini? Creiamo una palestra, identifichiamo una palestra nel comune, dove le persone più anziane possono, anche come momento di aggregazione importante, trovarsi e continuare quella che è una cura che non è soltanto del corpo ma anche dell'anima. E con il comune di Treviso, con l'assessore Manera e il consigliere Correale abbiamo già identificato un luogo. Adesso lo andremo a vedere, abbiamo bisogno di volontari, perché poi dopo è chiaro che lì c'è bisogno di volontari che ci aiutino a poter fare l'attività e a spiegare e a regolare l'attività fisica dei pazienti, però è un progetto che credo questo qui sia tanto importante, quindi magari anche il sindaco di Rosà, il sindaco Mezzalira, magari può aprire anche lì nel suo comune una palestra per i pazienti. Cosa dice sindaco? Sì, volentieri. Diciamo che la festa dello sport, come si è vista, è un appuntamento molto atteso ed è pressoché rivolto ai più piccoli, alle famiglie, ed è anche proprio un momento di festa, è in concomitanza con l'inizio delle scuole, quindi con l'inizio di tante attività sportive che sono possibili nel nostro territorio grazie a numerose associazioni. Noi abbiamo un territorio molto strutture per cui noi negli anni ci siamo impegnati ad investire appunto per creare degli spazi che siano confortevoli, sicuri, anche efficientati dal punto di vista energetico, quindi noi stiamo continuando a lavorare da questo punto di vista, perché se abbiamo degli spazi adatti poi arrivano anche le associazioni e soprattutto la gente ha la possibilità di praticare attività sportiva anche vicino a casa, quindi è un modo proprio per favorire una pratica diffusa che è una pratica a tutte le età, che appunto si rivolge anche a chi è in età più anziana, che ha anche disponibilità di tempo per farlo e anche apprezza molto queste iniziative perché sono iniziative di aggregazione, come ha detto il direttore prima. Allora, vede sindaco Mezzalira, quando noi abbiamo creato Sport Senza Barriere, già 3 anni fa, questa è la 3ª edizione, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo coinvolto le associazioni del territorio, quelle anche magari che non partecipano ai tavoli di concertazione, ma che sono vivaci, che danno, che fanno, proprio per far capire che lo sport senza barriere deve proprio includere anche queste associazioni che possono anche spiegare cosa c'è nel territorio, perché se non li vediamo, non li conosciamo, sindaco, è là il grande problema. Siamo tanti ma divisi, ognuno col proprio campanile, invece questi spazi servono proprio a capire, di socializzare e di capire cosa c'è nel territorio. Andiamo a vedere appunto l'associazione di cui fa parte anche il dottor Santoro, cosa ha detto a Sport Senza Barriere all'ippodromo di Treviso, 3ª edizione. E siamo con Barbon Mirella, un'altra associazione, prego, cosa rappresentiamo oggi con questi bellissimi pannelli che avete portato? Allora, noi siamo ATIS, Associazione Incontinenti e Stomizzati di Treviso, e seguiamo un po', diciamo, i pazienti che hanno questa patologia, facendo capire anche che si può vivere appunto con questo presidio medico tutti i giorni con nessun problema, insomma, ecco, si può affrontare la vita proprio come si affrontava prima, e siamo appoggiati
appunto dalle dottoresse stomiste. Qui abbiamo la dottoressa Maria che ci seguono in questo percorso, così ci danno spiegazioni nella nostra problematica che si può presentare durante la giornata, nei giorni che trascorriamo. E siamo qui anche oggi per diciamo, divulgare l'avvenimento che ci sarà il 27 settembre all'ospedale Cafoncello. Presso la sala convegni ci sarà un incontro multidisciplinare guidato dal dottor Santoro, dalla dottoressa Rita Cia e dalla dottoressa anche Maria. Vuoi dire tu qualcosa, Maria? Allora, intanto salutiamo anche il dottor Aiello Santoro che sempre anche l'anno scorso era presente con la dottoressa Rita Cia. Allora dottoressa, si presenti, lei è? Io sono Maria Danci e seguo il distretto di Asolo che comprende l'ospedale di Castelfranco, ospedale di Montebelluna e soprattutto mercoledì lavoravo quasi sempre a Cafoncello. Adesso che il nostro team con il rientro della collega praticamente della maternità, insomma siamo un po' più, non siamo più sotto organico, dunque abbiamo anche il tempo migliore per seguire e per dare attenzione al paziente bisognoso. E certamente cerchiamo di fare un approccio multidisciplinare e divulgare proprio queste patologie che sono importantissime e difficili oggi come oggi ancora da accettare e da vivere. Allora, il mio motto, dottoressa, è più prevenzione, meno pannolone, perché questo pannolone che forse la donna da quando nasce lo porta fino alla fine, mentre l'uomo, molti uomini fanno fatica ad accettare. È ancora così o qualche passo in avanti si è fatto grazie anche alla prevenzione e l'informazione? Abbiamo fatto un passo gigantesco in avanti in quanto si riesce a prevenire con la divulgazione e soprattutto non è più un tabù come prima. Allora noi facciamo anche riabilitazione del pavimento pelvico, non solo al paziente stomizzato, anche a prostatectomie radicali, altri tipi di patologie dove i pazienti hanno veramente bisogno del nostro aiuto e del nostro sostegno. Per un percorso anche difficile. Un percorso riabilitativo molto difficile. Grazie a voi. Ecco, guardate le immagini, siamo un'opera d'arte perché è proprio vero, siamo un'opera d'arte. Allora, dottor Santoro, come commenta? Commento che intanto quello che dicevano la Mirella, che è il presidente dell'ATIS, di questa associazione trevigiana incontinenti e stomizzati, e poi una delle mie collaboratrici, la Maria Danci, con una delle enterostomiste, la cosa importante è ancora sempre quello di agire su questa prevenzione. Non smetteremo mai di sottolineare quanto sia importante cercare di far sì che la malattia non si sviluppi o che se c'è una malattia questa non si aggravi. Quindi si può fare prevenzione primaria, che è la più importante di tutte, quindi agire, come diceva il sindaco, sull'alimentazione, agire sull'attività fisica, sportiva e quindi far sì che una malattia non si sviluppi. Ma se la malattia si sviluppa, non aspettiamo che diventi così severa che poi dopo non c'è davvero più niente da fare. E allora lì ecco la seconda prevenzione, che è detta prevenzione secondaria, cioè riconoscere una malattia all'inizio per poi realmente poterla curare in maniera efficace. Allora, Sindaco Mezzalira, siamo un'opera d'arte anche a Rosà con la prossima manifestazione, proprio per far capire l'importanza, ha visto come hanno saputo trasmettere e comunicare con questi pannelli meravigliosi, la Venere del Botticelli con la borsetta. Prego, Sindaco. Sì, ben volentieri, e tra l'altro avendo anche uno spazio che può prestarsi ad ospitare attività di prevenzione di questo tipo, credo mi metterò anche in contatto con il nostro direttore sanitario per proporglielo, perché credo effettivamente possa essere un'opportunità, visto la numerosità appunto delle persone colpite da patologie di questo tipo, e perché no? Quindi grazie anche per l'opportunità avuta questa mattina di confronto, di approfondimento di questo tema, perché credo a breve riusciremo a fare qualcosa anche noi come Rosà per favorire, insomma, attività di questo tipo.
Avrebbe mai immaginato una puntata di questo genere, Sindaco? Chissà magari dove si sarebbe preparata, le domande che mi farà la Mirella. Invece ha visto cosa le ho fatto vedere proprio per far capire che bisogna fare squadra, anche l'approccio multidisciplinare deve essere anche a livello politico, fare questa squadra assieme a tante realtà. Prego, Sindaco. No, io ogni volta rimango stupita dalle occasioni di confronto che ho con dei professionisti all'interno di questa trasmissione e dagli spunti che si possono ricevere. Ho già preso appunti perché ho 2 o 3 idee che potrei mettere in piedi a breve, quindi le perseguirò anche personalmente, tra l'altro. Ecco, allora io le manderò gli indirizzi del dottor Santoro, così potete anche comunicare tra di voi anche con questa associazione, perché io sono convinta che dobbiamo fare molta strada, ma assieme però, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di aiutare la comunità. Questo è l'obiettivo, aiutare la comunità, specialmente quella più fragile. Dottor Santoro, allora come ci saluta, cosa vuole dire? Sì, tu ci hai fatto così ci hai ricordato il tuo motto che com'era? Più prevenzione e meno pannoloni. Ok. Sì. Noi abbiamo il nostro slogan in cui crediamo molto ed è incontriamoci, dove abbiamo unito 2 parole, o meglio, abbiamo unito in parte la parola incontinenza, incont, con la parola completa che è quello di incontrarsi, cioè di trovarsi insieme. E credo che questo sia fondamentale, cioè incontriamoci vuol dire che quella mezza parola incont, cioè di persone che hanno il problema, che hanno la patologia, che hanno le difficoltà anche fisiche, possono trovarsi con l'altra metà della parola e diventare insieme una parola che è piena di significato, che è quella di incontrarsi. Grazie, grazie veramente al dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza e Stomie dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Sindaco, come ci saluta? Io ringrazio nuovamente perché comunque è stata un'opportunità anche per me per conoscere e approfondire queste tematiche. Ringrazio perché da questo credo nasceranno delle nuove proposte per il nostro territorio di Rosà e non solo, insomma, per il territorio limitrofo, e quindi per noi è appunto, spero appunto di rivederci presto per poter anche comunicare quello che magari saremmo riusciti a mettere in piedi proprio frutto di questa opportunità, di questo incontro. Quindi ringrazio davvero perché credo io ne esco arricchita, quindi e penso che poter fare qualcosa in più per la popolazione, avere stimoli come questi sia importante anche per noi amministratori. Molte grazie, grazie veramente a Elena Mezzalira, sindaco di Rosà, primo mandato Lega, di essere stato con noi. Ancora grazie al dottor Giulio Agnello Santoro, grazie anche a voi perché siete sempre molto attenti, lo so, abbiamo un ascolto incredibile, perciò veramente grazie. Noi andiamo alla terza parte con altri ospiti, adesso pubblicità. Vi presento un ospite gradito, abbiamo in presenza l'avvocato Sebastiano Sartoretto, consigliere comunale e provinciale, non solo comunale a Castelfranco Veneto e provinciale all'interno dell'ente provincia di Treviso. Allora, avvocato Sartoretto, com'è stata questa elezione, nuovi consiglieri, ecco, rimane il presidente, spieghiamo perché la gente a casa non capisce più niente, c'è questo ricambio che c'è stato, volti nuovi, ma alla fine cosa succederà? Beh, sì, un ricambio indubbiamente c'è stato, forse vale la pena che spieghiamo un po' come funzionano le cose. Non si votava per il presidente perché l'elezione del presidente è separata ed è diversa dall'elezione del Consiglio. Quindi il presidente andrà a scadere a dicembre del 2025 e è stato invece rinnovato il Consiglio provinciale, quindi i 16 consiglieri provinciali per ulteriori 2 anni, per il periodo di 2 anni, sperando che
in questi 2 anni qualcosa capiti a queste benedette province, cioè dopo tanto dire che bisogna fare sta riforma, che sta riforma arrivi, perché tutti dicono che così non va bene, tutte le forze politiche sono d'accordo che così non va bene, però Roma non batte un colpo e le cose continuano imperterriti ad andare come vanno, e cioè male, perché di fatto con i poteri che ha, il presidente della provincia è un monarca assoluto che governa per decreto, perché gli atti che vengono in consiglio sono solo gli atti fondamentali, e cioè il bilancio e il documento unico di programmazione e qualche alienazione patrimoniale di qualche reliquato stradale, ma nulla di più, nel senso che tutto il resto è deciso con un decreto del presidente. Ovviamente noi siamo là per fare la nostra parte, il Consiglio rappresenta il territorio della provincia di Treviso, stavolta è andata in questo modo. Si sono presentate 3 liste distinte, ma nell'ambito della coalizione del centrodestra, e cioè Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia con qualche civico, e una lista che si colloca nell'ambito del centro-sinistra con alcuni civici. Risultato: 4 consiglieri a Fratelli d'Italia, 6 consiglieri alla Lega, 3 consiglieri a Forza Italia e 3 consiglieri al centro-sinistra. Questa è la fotografia di quello che è accaduto, con l'ingresso di tante facce nuove. Allora abbiamo e salutiamo anche Fabrizio Boron, collegato con noi da Padova, consigliere regionale del Veneto, Forza Italia. Allora Boron, non so se ha seguito l'avvocato Sartoretto, che è sia consigliere comunale a Castelfranco Veneto che provinciale, questo ente che non si riesce a capire che fine farà e cosa avverrà. Qualcuno dice un ente molto importante, ma al momento nessuno capisce bene come funzioni questa provincia. Non è, Boron, che lei fa politica anche lei da tanti anni, faceva parte della Lega, perciò capisce quello che dico, adesso è Forza Italia, che forse la politica dovrebbe battere un colpo e dare delle risposte concrete, perché alla fine è un ente che costa. È un ente pubblico che ha dei costi veramente ingenti, ci sono dirigenti, c'è personale, c'è una struttura che ha dei costi incredibili, eppure c'è il silenzio assoluto. Ma il cittadino dice, ma allora cos'è sto ente? Poi vediamo poi cosa dovrebbe supplire questo ente, perché scuole, perché strade, però non si sa. Sentiamo Boron e poi sentiamo ancora l'avvocato Sartoretto. Grazie intanto e buongiorno a tutti. Buongiorno. La provincia oggi così com'è ovviamente è un ente di secondo livello, ha una gestione di alcune deleghe definite dalla legge, demandate anche dalla Regione, e una struttura che a mio modo di vedere è anche abbastanza ingessata. Guardi, basta andare a chiedere al mondo imprenditoriale, quando ha a che fare con la provincia e con le pratiche della provincia, quanto sono i tempi di attesa, perché o manca personale o in qualche modo hanno difficoltà ovviamente di gestione. Però il problema della provincia non è che lo troviamo così e va bene, cioè è stato portato a questo livello. Vorrei ricordare che è stata fatta una riforma sul fatto che qualcuno aveva annunciato che voleva cancellarle, hanno messo in atto tutto un processo che poi alla fine si sono verificati che non potevano farlo perché la provincia è scritta in Costituzione e quindi ci vuole una riforma costituzionale, e quindi si sono inventati di trasformarle in enti di secondo livello. L'hanno peggiorata e allo stesso tempo non ne hanno eliminato i costi, perché poi alla fine la struttura esiste lo stesso. Ricordo solo che in Regione a dicembre, adesso mi scappa l'anno però di qualche anno fa, all'ultima istanza della legge del Rio nella trasformazione delle province, siccome ovviamente nelle province vi erano ancora diversi dipendenti, il governo allora di centro-sinistra fece presto, all'ultima istanza accorpò ai bilanci regionali le spese del personale delle province. Oggi le province e il personale delle province sono in quota al bilancio regionale.
Allora, avvocato Sartoretto, sentiamo come commenta. Devo correre perché sapete che il tempo è tiranno. Prego, avvocato. Ma su alcune cose che dice il consigliere Boron sono obiettive e quindi non si può che essere d'accordo. Sostanzialmente oggi la provincia ha 3 deleghe fondamentali: viabilità, scuole superiori e ambiente. Poi qualcosa sulla protezione civile, su delega della regione, ma insomma le 3 deleghe fondamentali, le 3 deleghe che creano un impegno di bilancio notevole sono queste, in particolare le scuole e la viabilità. È evidente che così come va non può funzionare, nel senso che si è depotenziata la struttura, perché quando è passata a ente di secondo livello ovviamente si sono depotenziati gli uffici. La provincia, per la verità, con il personale che ha fa miracoli per poter andare avanti, ma fra l'incertezza dei finanziamenti e la povertà di personale è evidente che è un ente che è in continua asfissia. Ora, questo non è accettabile. Se l'ente, come par di capire ormai tutte le forze politiche ritengono, deve rimanere, essendo la cerniera, si era coniata questa parola, la casa dei comuni, la cerniera fra i comuni e la regione, è giusto riordinarla, è giusto darle le sue funzioni, è giusto che abbia gli strumenti tecnici, giuridici e di personale e di dotazione economico-finanziaria per funzionare. Però, avvocato Sartoretto, pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Ma possibile, prima di prendere queste decisioni, come dice Boron, le province sono nella Costituzione, perciò non è così semplice eliminarle. Ma non è possibile che prima di fare una cosa i politici, i burocrati pensino bene prima di farla, di metterla in atto e poi di agire? Perché noi ci troviamo sempre delle cose che magari nel momento che funzionano, perché in effetti la provincia, io sono da tantissimi anni, perciò so, l'ufficio per l'impiego ad esempio iniziava a funzionare bene, c'erano persone veramente, c'era la fila che si rivolgeva a questo ufficio per l'impiego. Adesso c'è il vuoto assoluto, nessuno capisce niente, arrivano al mio banco solidale tutti spaventati, dov'è l'ufficio, cosa faccio, non lo trovo, ma secondo me, ma è mai possibile, lo dico anche a Boron, che siamo arrivati a questi livelli pagando tantissime persone, ma veramente strapagando, e invece di fare qualcosa di buono ci hanno messo in queste condizioni? Un ente costosissimo che non sappiamo come funziona e chi controlla. Lei ha parlato di un monarca assoluto che lei dice è il presidente, ma se questo presidente fa così vuol dire che la legge glielo permette. E allora Boron, qua non ci siamo allora, perché anche il presidente intervistato, a quello che si capisce, non ne può più e ha detto non vedo l'ora che ci venga rivotato il presidente dai cittadini. Prego Boron. Beh, mi permetta solo di dire, che quando uno è stanco ha sempre anche la possibilità di mollare, cioè nessuno obbliga nessuno, quindi faccio fatica io ad accettare sempre la condizione per cui uno dice io sono stanco però continuo a farlo, ecco. Ma è solo una battuta che vale per tutti. Vale per me in primis, insomma, per me stesso in primis. Il problema della provincia è strutturale, così non funziona. C'è in atto la possibilità, si dice appunto come è già stato detto, c'è un accordo trasversale a Roma per riportarle ad essere elettive, ma non cambierà la situazione se alla fine la provincia non torna ad essere una macchina efficiente e la macchina efficiente deve essere fatta ovviamente non solo di disponibilità finanziaria, ma deve essere fatta di personale e di cose certe. Faccio un esempio semplicissimo: se uno oggi si presenta in provincia secondo le leggi esistenti e presenta una pratica ambientale al SUAP, ha per legge 180 giorni di tempo perché la pratica venga evasa. Bene, tendenzialmente quei 180 giorni non vengono rispettati, ovvero succede molto spesso che le pratiche vanno oltre i termini definiti di legge. La provincia in quel caso non ha nessuna responsabilità e non paga nulla del ritardo
Dall'altra parte c'è un imprenditore che attende lì fermo, magari con gli investimenti fatti, l'autorizzazione della provincia che, se interpellata, risponde: mi dispiace, non ho personale. Allora, il concetto è: perché qualsiasi cittadino e qualsiasi azienda di fronte alla legge ha le date di scadenza certe e perentorie, se no paga multe e paga danno, e dall'altra parte l'ente pubblico non ha mai responsabilità sui propri obblighi? Se non mettiamo in chiaro questo, è difficile che qualsiasi ente pubblico possa avere poi il rispetto, diciamo, ma l'autorevolezza di quello che insomma si rappresenta. Se la provincia deve essere un ente che risolve problemi, è bene attuarla. Se la provincia deve essere un ente che complica le cose, conviene fare la riforma costituzionale e completare la riforma del Rio, perché oggi, così come sono, a parte essere luogo di ovviamente di suddivisione di cariche fra accordi di partito, perché l'ente di secondo livello oggi prevede che le liste vengono fatte su accordi di partito, così non serve. Così basta il comune che ha le sue deleghe e basta la regione che è l'ente legiferatore. Se poi intendiamo che la provincia debba avere un ruolo importante come l'aveva una volta, sono d'accordo, ma le regole devono essere chiare, ovvero quando un iter burocratico è definito per legge su una data, su un tempo, deve essere confermato anche dal lavoro della provincia e non ovviamente poi giustificare il tutto sempre con non ho personale, perché se un'azienda potesse giustificare la stessa cosa magari avrebbe qualche deroga in più, no? Allora, avvocato Sartoretto, come commenta le parole molto chiare del consigliere Boron? Ma io credo che il tema rispetto dei tempi degli atti amministrativi è un tema o uno dei grandi temi, ma di carattere nazionale, perché non è un problema legato solo alla provincia, è un problema legato ai comuni, un problema legato alle regioni, un problema legato ai tribunali di questa Repubblica, e quindi è un problema legato all'andamento della pubblica amministrazione. Sono d'accordo, ma stiamo parlando delle province. E quindi sì, ci mettiamo dentro anche le province, ma è un tema di carattere generale e credo sia un tema che meriterebbe delle riflessioni importanti da parte della classe politica, di tutta la classe politica, nel senso che è uno dei temi più sentiti dai cittadini. Detto questo, ecco, io non ho dubbio, a mio modo di vedere, che l'ente provincia, se strutturato com'era o con qualche modifica rispetto a prima, ma comunque dandogli le competenze, ovviamente le risorse per poter avere il personale che c'era e che funzionava, e se quindi la si mette in condizione di operare e di lavorare, è un ente importante. Però, e che Sartoretto, serve. facciamo una parentesi. Come potrà avvenire questo se tutti lamentano la carenza di personale che non c'è? Non è che non si trova perché non c'è, non abbiamo più giovani, quelli che abbiamo molti vanno all'estero. Ecco, capisce che mettere più personale, ma i comuni sono a deficit di personale, la regione lo stesso. Allora capisce bene che faccio fatica a capire che con più personale e più investimenti magari le province potranno funzionare. Dove lo troviamo il personale? No, ma bisogna che qua ci capiamo su una questione molto importante, perché quando è stata fatta la riforma, del personale che era incardinato in provincia si è spostato verso regione, verso comuni, verso altri enti, non vedendo chiare le prospettive giustamente di quello che accadeva in provincia. Quindi non è che serve moltiplicare il personale. Sì, ma molti sono andati anche in pensione. Molti sono andati in pensione. È vero quello che lei dice, è un dato obiettivo, che ci sono concorsi pubblici che vanno deserti, e cioè mentre prima il posto pubblico era una meta ambita,
Oggi il posto pubblico, tutto sommato, non è neanche vero che è una meta ambita, perché ci sono in molti casi più posti che domande. Ecco, questo è un altro tema di carattere generale che è collegato alla fuga dei cervelli in questo nostro paese, è collegato agli stipendi nell'ambito della pubblica amministrazione, è collegato alla preparazione delle giovani leve che entrano nel mondo del lavoro. Boron, prego. Ma guardi, a parte che giustamente sono tutti gli enti, ma stiamo parlando della provincia, io faccio un esempio semplicissimo. Se oggi un'impresa presenta una pratica ambientale alla provincia, io sono di Padova e quindi parlo di quello che conosco, i tempi di attuazione della provincia sono decisamente superiori a quelli se la presentassi in regione. Quindi è anche vero che non ci possono essere enti che complicano, no? Le condizioni e le situazioni. Se un ente deve esistere, deve essere un ente che semplifica la vita ai cittadini e alle imprese, no? La complica. Quindi quando si parla di trasformazione della provincia oggi in forma elettiva, e guardi, il tema è sul tavolo da qualche anno, ma sa qual è lo scoglio? Che questa riforma costa 1 miliardo di euro, ovvero il governo, lo Stato centrale deve mettere a disposizione 1 miliardo di euro per far tornare le province ad essere elettive, quindi avere un presidente eletto, quindi avere degli assessori, quindi avere anche le elezioni, perché costa anche votare. Di fronte a questo lo scoglio è sempre più difficile, perché poi vede le manovre di bilancio quanto a Roma sono complicate, in particolar modo in questi periodi. Però se il contesto è far tornare le province ad essere elettive perché diventino efficienti e qualcuno abbia la responsabilità di quello che si fa, io sono d'accordissimo. Se il problema è tornare alle elezioni delle province perché le stesse siano solo il luogo di qualcuno che deve trovare una sedia, scusi, allora conviene fare una riforma costituzionale e ne possiamo fare a meno. Beh, in effetti sono nate proprio così, Boron, perché se guardiamo gli inizi delle province, ecco, quelli che non riuscivano a trovare posto in qualche posto, specialmente dei partiti, sono stati assunti dalle province. All'inizio funzionava così, inutile che ce la giriamo e ce la rigiriamo. Poi è cambiato finalmente qualcosa, le province avevano iniziato ad incrementarsi, a dare anche risposte ai cittadini. Chiedevi al cittadino una volta: ma sei mai andato in provincia? Non sapeva neanche che c'era la provincia, ma mai portato neppure una carta. Allora mi domando cosa servivano una volta le province. Nel momento che hanno iniziato a funzionare con l'ufficio per l'impiego, con la forestale, con tutto, via tutto, tutti a casa, va tutto bene, madama la marchesa, ed è il caos totale. Io ho un banco solidale all'interno di un ente pubblico, dico l'unico banco solidale in Italia dentro un ente pubblico. Ma pensate che qualcuno venga a vedere, l'ho detto anche all'avvocato Sardo, ma non per vedere il banco, ma come funzionano? Perché i banchi solidali possono dare le risposte del territorio, la povertà, di cosa hanno bisogno le famiglie, come si vive, i bambini. Zero assoluto, Sartoretto, lo dico anche a lei, ma lo dico anche a Boron, perché penso sia dappertutto così, solo che io sono l'unico banco solidale all'interno di un ente pubblico. Pretenderei anche di vedere qualche politico, visto che c'è anche una convenzione con questo ente. Ecco, perché c'è così poca attenzione verso veramente anche questa popolazione che si muove col mondo del volontariato, diciamola così per non far polemica con nessuno. Sartoretto, anche lei io non l'ho mica mai visto al Banco Solidale, sapeva neanche dove eravamo, ma perché non è neanche mai stato informato? Ecco, bisogna anche essere informati per poter poi dedicare attenzione alle cose importanti. Il Banco Solidale è un'attività importante, ed è un'attività importante soprattutto in momenti di difficoltà economica, in cui la forbice tra chi ha di più e chi ha di meno si allarga sempre più, e quindi sono sempre più le famiglie, anche di italiani, lo sottolineo e credo lei mi dia conferma, anche di italiani, magari anziani, giovani coppie, che hanno bisogno di aiuto. E quindi ecco la funzione importante del Banco Solidale, che è fondato solo ed esclusivamente sul volontariato e sulla buona volontà di chi manda avanti questa organizzazione.
Dopodiché lei mi dice, ma perché la politica sì, non ha attenzione? Ma la risposta la dà la gente. Perché va a votare il 50% delle persone in Italia? Perché probabilmente la politica non è attenta a parlare alle persone con il linguaggio che le persone capiscono e vorrebbero sentirsi rivolgere. Allora Boron, però quando sentiamo i politici, quando parlano, specialmente chi ha il governo, dice io rappresento gli italiani, parlo a nome degli italiani. Mi sembra che questo, qualcuno che sente a casa dice beh non è mica proprio così, perché magari io non l'ho neppure votato e ho votato un'altra cosa. Perché si mette sempre davanti per aver forza il popolo italiano quando sai benissimo che c'è un 50% che non va a votare, che ci sono vari partiti, ognuno decide di votare il partito e tu in quel momento dici rappresento tutti gli italiani? È proprio vero o c'è qualcosa che veramente dovrebbero stare attenti quando parlano? No, guardi, allora partiamo dalle regole del gioco, no? Le regole democratiche sono quelle delle elezioni, pertanto chi vince le elezioni in quel momento ha l'onere di rappresentare il governo e rappresentare quindi l'intero popolo italiano. Poi c'è un contesto però che dovrebbe insomma rappresentare il mandato di chi viene eletto, che è quello che nel momento in cui agisce con la consapevolezza di far talmente bene o cercare di far talmente bene per cui chi non l'ha votato o chi non è andato a votare si ricrede perché dice guarda finalmente ho trovato qualcuno che ha provato perlomeno a rispettare quello che ha detto, a portare avanti quello che ha detto. Perché? Perché oggi il problema quando si dice no, ormai più del 50% non vanno a votare, non è che basta enunciarlo il problema per trovare la soluzione, perché io quando sento, e parlo della categoria di cui faccio parte, i politici, no? Che dicono che oggi ormai il 50% e più non va più a votare, va bene, ma domandatelo perché non va. Allora se sai la risposta cerca di correggerlo, vero? La tua azione politica deve essere tale per cui uno va a votare perché è convinto che il suo voto serva a qualcosa. Perché se poi infine dalla politica la risposta che ha è che il suo voto non serve a nulla, tanto siamo tutti uguali, il risultato lo si vede poi con la minore affluenza al voto. È una regola semplicissima, quindi quando uno si pregia e ovviamente ha l'onere di rappresentare dopo le elezioni un contesto che sia amministrativo il comune, regione o politico che sia lo Stato, dovrebbe dire io rappresento il popolo italiano nel momento in cui agisce con quanto ha promesso di fare, o per quanto ha promesso di fare, e non cambi poi le prospettive in corso di mandato con 1000 giustificazioni. Un esempio lo possiamo dire, è successo, ma succede. Noi ad esempio no, in Regione Veneto come Forza Italia abbiamo chiesto chiarimenti sul fatto perché si vada ad aumentare l'IRAP sulla manovra di bilancio e le giustificazioni sono state perché c'è necessità nel bilancio. Allora, detto e partendo dal contesto che qualsiasi famiglia, qualsiasi impresa di necessità di bilancio familiare o aziendale ne hanno tutti i giorni e non hanno la possibilità di tassare gli altri per trovare soluzione, ma cercano di diventare o cercano di far meno spese o cercano di ristrutturare l'azienda o cercano di organizzarsi meglio per contenere le spese. Bene, detto questo, noi siamo stati eletti con una promessa da campagna elettorale che è non aumenteremo mai le tasse ai cittadini. Ecco, questo è quello che poi disaffeziona, no? Perché nel momento in cui invece la giustificazione dell'aumento delle tasse è perché non ho soldi per agire, bisognerebbe che dall'altra parte ci fosse la possibilità e la capacità di dire io ho trovato la soluzione riorganizzando la struttura amministrativa o tagliando delle spese dove non servivano, perché nel momento di difficoltà come quello che oggi stiamo vivendo tutti fanno fatica, aziende e famiglie, e dobbiamo farlo anche noi. Io ne so qualcosa col Banco Solidale, mai avrei immaginato di vedere arrivare famiglie per bene che neppure con 2 stipendi ce la fanno più arrivare a fine mese. Devo correre, sentiamo anche Sartoretto in base alle parole di Boron. Prego Sartoretto. Sì, ecco, io credo che chi governa deve avere la prudenza e il buon senso che quando dice io rappresento
il popolo, ecco, è una parola grossa, perché finché va a votare il 50% e magari chi è al governo ha un consenso pari al 24 o 25% scarso, perché l'insieme di tutti gli altri comunque supera magari di un punto chi è al governo, la coalizione che è al governo, sì, capiamo bene che rappresentano un quarto della popolazione. Dopodiché il tema vero è: bisogna che la gente torni a votare, bisogna che la gente capisca che votare dà la possibilità di fare delle scelte. È vero però che la classe politica non può prendersi gioco della gente, ed è il motivo per cui siamo in queste condizioni, e c'è una sfiducia generale, generalizzata sulla classe politica e sulle istituzioni, per cui la battuta dicendo in dialetto se ise tutti i compagni, e con questo si volta pagina, si passa oltre e si dice non vale la pena andare a votare. Però, Sartoretto, quello che vediamo è un centro-sinistra molto diviso, mentre un centrodestra riesce sempre a serrare le righe e a fare squadra. Come mai questo centro-sinistra, anche avendo ascoltato le sue parole, non riesce a capire l'importanza di non litigare, specialmente vicino anche alle elezioni anche importanti? Abbiamo visto le europee, avete visto adesso, abbiamo visto e vedremo come andranno a finire le province, le abbiamo viste, ma come andrà a finire a livello regionale? C'è ancora chi insiste sul terzo mandato. Ecco, questa divisione che ci sono nel centro-sinistra che non portano di sicuro bene. Tocca a me, tocca a te, tocca a lui, non voglio qui, non voglio lì. Allora, non si può certamente negare che non ci siano divisioni, non si può certamente negare che non ci siano divergenze. Quello che manca è una forte volontà di guardare oltre e di guardare a quelle che sono le prospettive vere dell'interesse di questo Paese, molte volte chiudendosi nel particolare. Mi consenta però di dire che nel momento in cui diciamo che il centrodestra, parlo ovviamente a livello nazionale, è unito, beh, insomma, no. Perché se solo pensiamo che al Parlamento europeo i tre partiti del centrodestra hanno votato in tre modi diversi su questioni fondamentali che si sono poste in Europa, capiamo bene che al di là di quella che è l'unità di facciata in Italia, poi dopo le divisioni ci sono, e voglio vedere su alcune scelte fondamentali che sono prossime venture, da alcune scelte sul bilancio allo Ius Scholae a altre cose, cosa farà il centrodestra. Allora sentiamo Borò in merito a questo, visto che Tajani sta tenendo il pugno di ferro proprio sullo Ius Scholae. Prego. Ma guardi, io ho depositato, sono io il primo firmatario che ho depositato in Regione una risoluzione sullo Ius Scholae, e mi piacerebbe spieghiamo anche... cos'è, perché qualcuno a casa, sì, perché bisogna anche esatto. spiegare, Borò, perché a questi diversamente giovani va anche spiegato. Esatto. E mi piacerebbe anche, appunto, grazie all'invito, spiegare veloce però, perché siamo in chiusura, Borò. Intanto una divisione molto secca. Quando parliamo di Ius Scholae parliamo di bambini e ragazzi, e non parliamo di immigrati clandestini o balordi che vivono in una città, no? Ecco, parliamo di bambini e ragazzi che frequentano la scuola, che vanno a scuola con i nostri figli, con i nostri nipoti, che si istruiscono nelle scuole italiane, che apprendono la cultura italiana, la lingua italiana, la storia italiana, l'educazione civica italiana, e che arrivano dopo un percorso di 10 anni, che è lo stesso che oggi la legge riconosce per qualsiasi altro cittadino straniero che vive qui, il fatto di diventare cittadini. Quindi cosa c'è di meglio del percorso scolastico che ha reso, guardi, fin dal dopoguerra, ha fatto da integratore e è stato il luogo di integrazione di comunità all'interno di questo paese, che non ci capivamo da provincia a provincia o da regione a regione. Cosa c'è di meglio della scuola per creare ovviamente un sentimento di appartenenza e quindi di cittadinanza negli immigrati che sono qui? Ecco, a me quello che fa specie è che quando si parla di Ius Scholae, chiunque vuol tirarli in cacciara per non far capire la gente parla di clandestini, barche o di balordi nelle città. Non c'entra niente, e sfido soprattutto a queste persone, prima di dire questo, di andare su una scuola dove c'è un loro figlio, un loro nipote, guardare in classe se avrebbe coraggio di dire a quel bambino di 5, 6, 7, 8, 10 anni
che è uguale o non ha diritto di fare un percorso in questo paese all'interno della scuola ed è riconosciuto uguale a quello che magari è su un centro città che ha 30 anni, 25 anni, che ha deciso di non andare a scuola ma ha deciso di fare lo Molto spacciatore. chiaro, Boron. Come ci saluta Sartoretto? Velocissimo. Ma non posso che condividere quello che ha appena detto l'amico Boron e speriamo che Forza Italia a livello nazionale questa cosa la sostenga con forza. Allora io ringrazio veramente sia Fabrizio Boron, consigliere regionale del Veneto Forza Italia, che l'avvocato Sebastiano Sartoretto, consigliere provinciale e comunale a Castelfranco Veneto, di essere stati con noi. Vedremo cosa succederà e il popolo sta guardando e ascoltando. Grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Filetti di pesce persico alla triestina. Il pesce persico ha dorso verdastro con fasce verticali da 5 a 8 di colore scuro, spesso biforcate e a forma di Y nella parte posteriore del corpo. Le pinne ventrali, anale e caudale, sono di colore rosso o aranciato, spesso molto vivo. Le pinne pettorali sono invece giallastre e il ventre bianco. Spesso c'è una macchia scura alla fine della prima pinna dorsale. Raggiunge i 60 cm di lunghezza, ma la taglia mediamente non supera i 20 cm. Ingredienti per 4 persone: 8 filetti di pesce persico, 300 g di vongole, olio extravergine d'oliva, sedano, un ciuffo di prezzemolo tritato, 2 agli, sale, pepe. Mettete in una pentola con un po' di olio le vongole, che avrete tenuto a bagno in acqua e sale per qualche ora e poi lavato sotto acqua corrente. Fatele aprire a fuoco vivace. Quando le vongole saranno aperte, fuori dal fuoco, eliminate i gusci. Rimettete le vongole nella pentola e condite con uno spicchio di aglio schiacciato, un po' di sedano e un pizzico di pepe. Mescolate e date ancora 2 minuti di fuoco. Separate le vongole dal sugo e tenetele da parte. Aprite a portafoglio ogni filetto e inserite qualche frutto di mare e un po' di prezzemolo trito. Ripiegate i filetti in 2 e fermateli con uno stuzzicadenti. Mettete in padella. Aggiustate di sale. Mettete il coperchio e fate cuocere per qualche minuto. Aggiungendo, se necessario, un po' di sugo delle vongole.
servite i filetti bagnati con il sugo di cottura.